Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È mercoledì 3 aprile, sono le 7.31, radiolibertà.net, pagina Facebook di Radio Libertà per il palinsesto di giornata. Come sempre l'agenzia ANSA, tra l'altro oggi c'è una novità, dalle 12 alle 13, due trasmissioni nuove di Zecca, ben due, dalle 12 alle 12.30, dalle 12.30 alle 13. Quali trasmissioni nuove? Soltanto ascoltando potrete saperlo, ovviamente. Terremoto di magnitudo 7.4 a Taiwan, 4 morti, 97 feriti. Così apre l'agenzia ANSA questa mattina. Secondo titolo, 3 britannici, un americano tra i 7 volontari uccisi a Gaza. Gli Stati Uniti chiedono subito un'indagine, scrive l'agenzia ANSA. E poi il caso Salis. L'Ungheria avvisa l'Italia. Sono inutili le richieste per Ilaria Salis. Il portavoce del governo di Budapest lo ha chiarito. Coppa Italia, la Juve si rialza 2-0 alla Lazio nell'andata di semifinale. Poi il Papa cambia il suo funerale, niente catafalco, soltanto la bara, e attacca Monsignor Genswein, l'uomo più vicino al precedente pontefice, anzi al precedente Papa, precedente, insomma, hanno convissuto anche contemporaneamente. Comunque Benedetto XVI, l'uomo di Benedetto XVI, Monsignor Genswein, da lui mancanza di umanità, denunzia Papa Francesco I. Putin insiste, puniremo i mandanti della strage di Mosca. Valanga a Misurina, 6 persone travolte e una ragazza ferita per il manto instabile. E sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani, superato lo sport, Djokovic parte da Monte Carlo, la difesa del numero 1 di tennis al mondo dal numero 2 che è il sud tirolese Yannick Sinner. Sulle storie italiane c'è poco da dire. Sulla pagina di cronaca, processo a Del Mastro, il sottosegretario Fratelli d'Italia alla giustizia. 4 parlamentari del PD si costituiscono parte civile. Tra i testi ammessi anche il ministro Nordio e l'esponente di primo piano di Fratelli d'Italia, Donzelli. Il sottosegretario alla giustizia, Del Mastro, è accusato di rivelazione del segreto d'ufficio in relazione alla vicenda Cospito. E sempre dal home page dell'ANSA di stamani, per la pagina strettamente di politica interna, Salvini Santanchè, il governo alla prova con la doppia sfiducia. Settimana calda in Parlamento, in calendario anche il premierato, scrive l'agenzia ANSA. E poi Lega, l'accordo con la Russia e con la Russia Unita, il partito di Putin, con Russia Unita non ha più valore, la nota del partito. È decaduto da un bel po', se mai fosse stato valido per qualcosa che non si è capito cosa fosse. Comunque, al di là di questo è il primo piano dell'agenzia ANSA di stamani. Vediamo subito le prime pagine dei quotidiani di oggi. Come al solito partiamo da Avvenire. Strage di volontari è l'argomento d'apertura. Israele colpisce e uccide 7 operatori dell'organizzazione non governativa World Central Kitchen, di uno chef famoso che portava cibo a Gaza. Netanyahu parla di tragico errore. Proteste da tutte le cancellerie, ora bloccato l'arrivo di aiuti. L'Iran promette vendetta per l'attacco all'ambasciata. Stati Uniti, ONU, Nazioni Unite e Unione Europea preoccupate. Bisogna evitare l'escalation. L'avvitamento medio orientale, oltre l'urgenza del cessate il fuoco, il titolo dell'editoriale firmato da Andrea Lavazza sul quotidiano Cattolico. C'è bisogno di Unione Europea, ma dobbiamo combattere le diseguaglianze, scrive Elena Granaglia, sempre sul quotidiano di ispirazione cattolica Avvenire. A centropagina l'allarme di Federsolidarietà, le cooperative sociali, i servizi sono a rischio, il mondo delle cooperative sociali rischia il cortocircuito dopo il rinnovo contrattuale di gennaio che ha gettato le basi per gli aumenti ai 400.000 addetti. Chi rischia di restare col cerino in mano sono le cooperative. Le tariffe previste dagli appalti pubblici non sono state aggiornate. Con quelle vecchie le nuove retribuzioni sono fuori portata, dice Stefano Granata, presidente Federsolidarietà Confcooperative. Se non verranno garantiti gli adeguamenti, 40.000 lavoratori potrebbero essere tentati dal lasciare il settore, con ripercussioni sulle prestazioni oggi erogate a circa 7 milioni di persone da parte delle cooperative sociali. In assenza di soluzioni rapide, le cooperative sociali potrebbero essere costrette a lavorare sempre meno con il pubblico. Sempre meno welfare, diciamo così. Mentre parla Don Rigoldi, per questi giovani servono amicizia e una casa. L'ex cappellano del Beccaria, 50 anni in carcere da prete,
100 appartamenti prima da ristrutturare, poi da affittare a chi non trova casa e aprire la chiesa del Beccaria dove tutti potranno andare a messa. A pochi giorni dalle dimissioni, ma solo formali, dice lui, da cappellano del carcere minorile milanese, una sorta di istituzione a Milano, Don Gino Rigoldi appunto racconta se stesso e soprattutto i tanti progetti che ancora bollono in pentola. Un'intervista interessante a pagina 9 di Avvenire. Mentre c'è una notizia poco piacevole, l'amianto uccide ancora, in ritardo le bonifiche, in 12 regioni non si può smaltire. Il servizio di Avvenire è in primo piano a pagina 5, è allarme amianto, bonifiche in ritardo, siti dimenticati da Ferrara a Siracusa. Nell'ultimo mese le forze dell'ordine hanno sequestrato tonnellate di rifiuti pericolosi in immondezzai abusivi. Un oncologo avverte: certe zone andrebbero chiuse, l'impatto sanitario è devastante. Oltre al problema di mappatura, alcune regioni non hanno ancora censito le aree contaminate, c'è poi il tema dello smaltimento rifiuti e le discariche italiane sono poche e stracolme. I numeri dell'amianto, ancora oggi diffuso: 40 milioni le tonnellate di amianto presenti in 1 milione di siti in tutto il paese, secondo l'Osservatorio Nazionale Amianto. 2.400 le scuole contaminate in tutta Italia, che si aggiungono a oltre 1.000 biblioteche e 350 ospedali. 370.000 le strutture esposte all'amianto, secondo la mappatura del Ministero dell'Ambiente. 1 milione invece per l'Osservatorio Nazionale Amianto. 7.770 le aree completamente bonificate dall'amianto, altre 4.261 parzialmente decontaminate, dato nazionale. 18 gli impianti attivi per smaltire i rifiuti di amianto, insufficienti secondo l'Osservatorio Nazionale Amianto per le 40 milioni di tonnellate di amianto rimaste. 4.400 vittime correlate all'amianto ogni anno, secondo la stima redatta dall'Istituto Superiore di Sanità, così su Avvenire. Lasciamo Avvenire, andiamo a vedere anche la prima pagina del Corriere della Sera. Il quotidiano milanese apre con l'uccisione a Gaza di 7 persone, un drone colpisce 7 volontari, portavano cibo, Israele ammette l'errore, gli Stati Uniti chiedono di indagare e l'Iran promette ritorsioni dopo l'attacco a Damasco. L'ONU chiede di evitare escalation. Altro tema in taglio alto: l'elezione diretta del Premier in Italia, primo via libera al Senato. L'avviso del ministro Urso a Stellantis: abbiamo dato, adesso tocca all'azienda. Il ministro delle imprese, Adolfo Urso, e del Made in Italy lancia un messaggio a Stellantis, Agnelli Elkann, e adesso dice il ministro che tocca all'azienda automobilistica dare una risposta. Ma al primo dei tavoli tematici sugli stabilimenti, quello su Melfi, il numero uno di Stellantis, Carlo Tavares, nemmeno c'era, non ha fatto presenza. Hanno presenziato i dirigenti dell'azienda italo-francese col presidente della regione Basilicata Vito Bardi, i rappresentanti ANFI e i sindacati. Il Chief Executive Officer non si è fatto neanche vedere. La crisi gli affari, riparte il dialogo tra Biden e Xi Jinping, scrive ancora il Corriere della Sera, il vertice al telefono. La Lega scarica Mosca, il rapporto è cambiato, gli accordi non valgono più con Russia Unita, col partito di Putin. Gli stati dell'Europa, l'Unione Europea, l'idea più forte di Europa, al centro della riflessione del professor Ernesto Galli della Loggia nell'articolo di fondo. L'Europa che non fa alcun passo decisivo per diventare un vero soggetto politico, cioè capace di avere una politica estera comune, di contare qualcosa nel mondo, il che implicherebbe avere anche un apparato militare comune obbediente a un unico comando, dotato di un armamento uguale per tutti i contingenti, magari fornito da un unico produttore. Ma l'Unione Europea da questo orecchio non ci sente, si lamenta il professor Ernesto Galli della Loggia. Foto di prima pagina, piste da sci di colore rossastro. Un'inedita immagine vista dalla funivia di una stazione invernale della Valtellina in Lombardia. I cieli gialli per 4 giorni. Mai così tanta sabbia. L'effetto Sahara colpisce l'Italia da nord a sud, allarme polveri, fenomeno più intenso del solito, dice il CNR, il Centro Nazionale Ricerche. Rischi per i soggetti con patologie respiratorie che potrebbero incorrere in infiammazioni polmonari. Per la cronaca da Palermo, violenza di gruppo, minacce alla vittima. Ritira la querela, le è stato intimato. Un giovane denunciato un mese prima dello stupro di gruppo di cui è rimasta vittima a Palermo sarebbe stata avvicinata da un minorenne che avrebbe cercato di violentarla. Soltanto la sua reazione pronta, spruzzò uno spray al peperoncino, la salvò.
Poi la querela contro il ragazzo che in seguito l'ha avvicinata con la madre e minacciata se non avesse ritirato la denuncia. A chiudere il caffè di Massimo Gramellini, oggi intitolato Papez, chissà perché, un papa che rivela i retroscena dei conclavi a cui ha partecipato non si era mai visto nemmeno al cinema. Nell'ultimo libro intervista, che segue di 2 settimane il penultimo, Bergoglio racconta di quando dirottò i suoi voti su Ratzinger per impedire la vittoria del candidato della Curia e di come, nel conclave successivo, il cardinale Scola fece spostare i propri suffragi su di lui. Dopo averci spalancato le porte della Cappella Sistina, da oggi gli unici luoghi al mondo ancora riservati rimangono l'Area 51 e gli spogliatoi dei calciatori, mi piacerebbe a Gramellini, Francesco definisce privo di umanità e nobiltà il segretario del suo predecessore, il famoso padre Georg, e lascia intendere che non fu Ratzinger a volersi far chiamare Papa emerito, ma chi gli stava intorno a costringervelo, pur di creare un dualismo col pontefice in cattedra. Insomma, è stato Genswein a montare Papa Benedetto XVI contro Papa Francesco I. Qualcuno loderà tanta trasparenza, qualcun altro vi troverà motivo di scandalo, ma in fondo Bergoglio non fa niente di rivoluzionario, si limita a essere uomo del suo tempo, un tempo in cui, chi più chi meno, siamo tutti un po' Ferragnez, predica da par suo l'arciprete Massimo Gramellini. Siamo tutti divorati dall'insopprimibile bisogno di esporre in pubblico i fatti nostri, nella speranza di venire apprezzati e capiti. Rimane il dubbio se una fede che si nutre di mistero possa mantenere intatta la sua presa su un mondo come questo, dove il mistero e perfino sua sorella minore, la riservatezza, sembrano diventati anacronistici per tutti. Ite in pace, conclude Don Massimo Gramellini dalla prima pagina del Corriere della Sera. E letta l'omelia, passiamo alla prima pagina del Fatto Quotidiano. Qui ce n'è un'altra di omelia quotidiana, quella del direttore Marco Travaglio, ma la vediamo dopo. Intanto il Fatto Quotidiano apre col bavaglino. Boschi vuole abolire i giornalisti nei talk show. È una bellissima idea questa, a dir la verità. Fino alle europee niente firme, extra Rai o opposizioni alternative, che non è una roba sexy. L'ideona in vigilanza, la renziana etichetta i cronisti dei giornali. È la par condicio altrui. Detta così, io devo dire il vero, non ci ho capito nulla, quindi vado a pagina 4. Europee, Boschi vuole cacciare i giornalisti dai talk elettorali. Ha il mio sostegno. Viva Maria Elena Boschi, le urne e i guai del governo Meloni. Par condicio, le proposte in vigilanza per le interviste ai politici, via i cronisti che non sono della rete pubblica, oppure garantire posizioni alternative. Alla mia stima, Maria Elena Boschi ha avuto un'idea favolosa. Mentre sopra la testata del Fatto Quotidiano c'è la frase del giorno, nel De Luca Land di Salerno, nel regno cioè di Vincenzo De Luca, manca il personale dell'elisoccorso. Si scavalcano le liste regionali con assunzioni di medici non specializzati esterni e partite IVA. Hai capito il De Luca come comanda? Come gli piace a lui? Bombe sugli aiuti, uccisi 7 volontari, Israele, 3 erano inglesi, crisi con Londra. Tornando alle cose italiche, Fratelli d'Italia silenzia Santanchè, zero difesa in Senato e la sfiducia slitta. Rubati ai malati 3 miliardi e 400 milioni per le nuove cure, SOS della Ragioneria Generale dello Stato, questa messa così sembra una cosa grossa. I soldi delle nuove cure sono stati scippati ai pazienti, denunzia il Fatto Quotidiano. La Ragioneria di Stato scrive al governo: pagano i cittadini pantaloni. Dal 2016 lo Stato ha dato, cioè da 8 anni a questa parte, lo Stato ha dato alle regioni oltre 3 miliardi e 400 milioni. Dovevano coprire i costi degli esami all'avanguardia. Ora servono a ripianare i buchi della sanità. No ad altre deroghe, ha detto il ragioniere di Stato Biagio Mazzotta. Le risorse 2024-25 siano spese per i loro scopi. In sostanza 3 miliardi, ben di più, 3 miliardi 446 milioni di euro erogati alle regioni dal 2016 per le nuove cure non sono mai stati resi disponibili alla collettività. Denuncia gravemente il Fatto Quotidiano in prima pagina e poi nelle pagine interne. Mentre sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano vediamo anche gli altri titoli. Antonello Caporale, siamo uomini o caporale?
si occupa del soldato topo minacciato dalle figurine del PD, nuovi Dem, vecchi democristiani, una roba di un interesse stratosferico, mentre sul ponte Morandi errore di progettazione, l'autodifesa dei Benetton, il super bonus e compagnia al capolinea, arrivano nuovi esodati, domani è l'ultima scadenza per i super boneggianti. Marco Travaglio si occupa dei pesci di aprile, il PD è in vena di pesci d'aprile, scrive il direttore del Fatto Quotidiano. Dopo quello dell'altro ieri sulle dimissioni della Santanchè, corre voce che il pesce di aprile del PD, ce ne sia un altro, fuori tempo massimo, sia la candidatura di Ilaria Salis, l'insegnante attivista monzese arrestata 13 mesi fa a Budapest e tuttora detenuta in custodia cautelare con l'accusa di aver pestato a bastonate alcuni neonazisti con un gruppo di compagni. Punto. Sacrosante le proteste per le condizioni disumane delle carceri ungheresi, la lunghezza del processo, del carcere preventivo, ma cosa c'entra tutto questo col Parlamento europeo? Ma come sapete nel Parlamento europeo possono andare i cani, possono andare i porci, possono andare tutti i cittadini, no? Tutti noi siamo cani e porci, detto in senso buono, amichevole, di cittadinanza attiva, comune, preventiva diremmo quasi. Ma che c'entra tutto ciò col Parlamento europeo? Cioè andare a menare e a spaccare le teste dei nazisti in Ungheria ti porta direttamente al Parlamento europeo? Che senso ha chiedere gli arresti domiciliari per un'imputata in attesa di giudizio e poi candidarla per farla uscire con l'immunità senza neanche conoscere le eventuali prove a carico, cioè contro di lei? E siamo sicuri che politicizzare il caso a tal punto indurrà i giudici e il governo ungherese a usarle il guanto di velluto anziché il pugno di ferro? Tant'è vero che il portavoce del governo ungherese ha già detto: sbraitate pure italianuzzi, a noi ce ne frega niente. Il terzo pesce d'aprile sguazza da un bel po'. La candidatura di Marco Tarquinio, ex direttore di Avvenire, sempre alle europee, per il PD, con furiose polemiche. Polemiche che girano intorno alla questione senza mai centrare il punto. Tarquinio non piace agli eurodeputati PD uscenti perché da capolista ruberebbe un posto, ma non sanno che ci sono le preferenze per il voto in Europa. Tarquinio non piace a femministe LGBTQ+, perché è cattolico, antiabortista, ma va, e contestò quel pastrocchio della legge Zan, come se fosse l'unico. Il PD è nato proprio dall'unione degli ex comunisti PC-PD-SDS e degli ex democristiani PPI Margherita, quindi dov'è il problema? Tarquinio non piace neanche agli atlantisti ex PC ed ex DC perché è un cristiano vero, scrive Marco Travaglio, se lo dice lui sarà vero. Fra Biden e Zelensky e Gesù Papa Francesco, sceglie sorprendentemente Gesù e Papa Francesco, condanna l'invasione russa dell'Ucraina ma predica il negoziato, contesta l'invio di armi e l'escalation verso la terza guerra mondiale. Il guaio è che i cattolici PD trattano il Vangelo, la dottrina della Chiesa, le parole del Papa e la Costituzione italiana come un optional. Infatti, a parte un paio, hanno sempre votato in Italia e in Europa, anche sotto la segreteria Schlein e il governo Meloni, per la guerra fino all'ultimo ucraino senza uno straccio di iniziativa negoziale. Sì ai 2 decreti armi della Meloni, sì al piano europeo per usare fondi PNRR in armi e munizioni per l'Ucraina, sia la risoluzione von der Leyen per destinare almeno lo 0,25% del PIL a nuovi armamenti all'Ucraina fino alla vittoria contro la Russia e la riconquista di tutti i territori occupati, Crimea inclusa, cioè per i prossimi 2 o 3 secoli. Salvo che, conclude Travaglio, non sia un pesce d'aprile o il PD non inverta la rotta con tante scuse, la candidatura di Tarquinio nel PD sarebbe una tripla truffa a Tarquinio, al PD, agli elettori. Vedremo quanta gente andrà a votare alle europee. Lasciamo il fatto, andiamo a vedere il giornale di Alessandro Sallusti. La Lega cancella Putin, questo è il titolo d'apertura. Salvini stoppa le polemiche. Dopo l'invasione dell'Ucraina, ha detto Matteo Salvini, il nostro accordo con Mosca non ha più alcun valore. Oggi la mozione di sfiducia al ministro Salvini arriva in aula alla Camera oggi pomeriggio. L'esito del voto è abbastanza scontato. Se l'obiettivo dell'opposizione era il rilancio della polemica sui rapporti Lega-Putin, il partito di Salvini ne approfitta per sottolineare che la guerra ha totalmente cambiato i giudizi e i rapporti politici con la Russia, che prima dell'invasione era un importante interlocutore di tutti i governi. Attenzione, ritorna la musicassetta con il suo fascino magnetico, nuova tendenza da anni '80,
C'è un piano segreto dei laburisti, via i Lord dal Parlamento, sono 92 i seggi ereditari britannici. Alessandro Sallusti si occupa nell'editoriale del giornale di chi rimpiange la rupe Tarpea. Giù dalla rupe. Più provano a buttarli giù e più li tirano su. Naturalmente si parla di Salvini, Santanchè, la doppia sfiducia per i due ministri otterrà l'effetto opposto di rafforzare entrambi, perché le due mozioni saranno respinte e la sfiducia verrà respinta naturalmente, la fiducia confermata. E allora per quale motivo costringere la Camera a una perdita di tempo? Resta la questione famigerata, la questione morale di opportunità politica. Sull'opportunità che un ministro resti al suo posto, la decisione dovrebbe essere in capo a chi l'ha indicato, cioè il Presidente del Consiglio e il Capo dello Stato. In quanto alla morale è materia molto delicata. Andreotti diceva così: io distinguerei le persone morali da immoralisti, perché molti di coloro che parlano di etica, a forza di discuterne, non hanno poi il tempo di praticarla. Domanda allora: perché queste due mozioni di sfiducia? Probabilmente è la frustrazione di chi sta all'opposizione che si sfoga in un'autoinvestitura, tribuno del popolo, i difensori della plebe, con il potere di irrogare la pena capitale ai patrizi, eseguita di solito col lancio dalla rupe Tarpea. Chi mastica un po' di storia sa che tale potere fu spesso usato per compiere violenze e soprusi. Un dramma, i morti innocenti a Gaza per fermare il terrorismo, così parla con Oara Borselli sul giornale Alon Barr, 66 anni, da settembre ambasciatore di Israele in Italia. Alon Barr ha alle spalle una lunga carriera diplomatica, è stato consigliere del ministro degli esteri. Il giornale lo intervista oggi, poche ore dopo il raid israeliano a Gaza, dove sono morti 7 operatori umanitari di una ONG. La morte di innocenti è sempre drammatica e rammaricante, dice l'ambasciatore di Israele in Italia. Filippo Facci si occupa della Turchia, dialogo, ricatti, gli infiniti volti del sultano Erdogan. Stellantis snobba l'Italia anche nei suoi dibattiti, dopo i licenziamenti nel bel paese, non si è presentato davanti al ministro Urso, l'amministratore delegato della Fiat o quel che è, ovvero Stellantis Carlos Tavares, e poi quei trans dei babbani, è il titolo della rubrica di Luigi Mascheroni a fondo pagina, giù la maschera. Si potrebbe chiudere la questione prima di aprirla, ribadendo che una coppia di cromosomi XY, Y come dicono in Sicilia, XY determina il maschio e una coppia di cromosomi XX, come dicono sempre in Sicilia, determina la femmina. Il resto è questione di farmaci, di chirurgia, di silicone, di psicologia, di rispetto, di ideologia. Ma sarebbe una stupida semplificazione. Non ci caschiamo. Poi però ci sono le stupide complicazioni. Ieri in Scozia è entrata in vigore una legge che criminalizza i comportamenti minacciosi e abusivi contro le identità trans. È reato, riferirsi volontariamente a qualcuno con un genere diverso da quello che quel qualcuno si è scelto. Ad esempio, dare del lui a un maschio che si sente femmina o dare del lei a una femmina che si sente maschio sarà reato. La cosa è ambigua, ma del resto, scrive Mascheroni, stiamo parlando di un popolo, gli scozzesi, in cui i maschi indossano il gonnellino. Poi a peggiorare il tutto si è messa J.K. Rowling, la mamma non biologica di Harry Potter, da tempo impegnata in una battaglia a difesa della realtà del sesso biologico. Nasci maschio sostanzialmente, nasci femmina, sei femmina. La scrittrice, inglese di nascita ma scozzese di domicilio, si è scagliata contro la legge che mette a rischio, ha detto, la libertà di espressione. Vuole perfino provocare le autorità affinché la arrestino per la gioia dei babbani trans, così da far scoppiare il caso. Insomma, la Scozia era partita dal motto pro libertate del clan di William Wallace, Braveheart, ed è finita che se chiami lui un trans, una trans, rischi, medioevo per medioevo, di finire ai ceppi, scrive Mascheroni. Lasciamo con questo la prima pagina del giornale. Vediamo cosa ci racconta il Mattino di Napoli. Gaza, strage di volontari è il titolo d'apertura, il fantasma della guerra non è più così lontano, Pompei, notti d'estate, i classici dialogano con il contemporaneo, l'alta cultura, e poi premierato, primo sì in commissione. C'è anche il turismo a Napoli, tra luci e ombre, il caso dei trasporti. In città il pienone di visitatori, ma è caos, servizi, mancano 1000 dipendenti
dell'ANM, la società dei trasporti napoletana. Aumenta il ticket, un periodo di Pasqua in chiaroscuro, boom di presenza di turisti, insufficiente offerta del trasporto pubblico, che ha creato non poche difficoltà. L'accusa del Papa nel libro intervista da padre Georg Genswein, mancanza di umanità. E con ciò lasciamo il mattino, andiamo al Tempo di Roma, il Tempo diretto da Tommaso Cerno, apre con la terza puntata dell'inchiesta su Parma. La Sprecopoli Covid finisce in Parlamento. Interrogazione al ministro, chiarire il ruolo di Speranza. Caso Pfizer in Unione Europea, von der Leyen non risponde sugli SMS. Il Covid Gate, l'ira di Bonaccini, la Sprecopoli di Parma. Il caos arriva in Parlamento. Interrogazione di Fratelli d'Italia, chiarire se Speranza concesse una deroga. Il governatore Bonaccini non interviene nel merito, ma fa un tweet polemico contro il quotidiano Il Tempo di Roma. La Sprecopoli Covid del governatore Stefano Bonaccini, PD Emilia Romagna, finisce in Parlamento, scrive Rita Cavallaro. L'inchiesta de Il Tempo ha scoperchiato il vaso di Pandora sulla gestione della pandemia in Emilia-Romagna e il caos nel pronto soccorso dell'ospedale maggiore di Parma dovuto ai ritardi dei tamponi. Il senatore di Fratelli d'Italia Marco Lisei, che era consigliere regionale all'epoca, ha annunciato che presenterà un'interrogazione parlamentare al governo per chiedere chiarezza sulle scelte sanitarie della giunta Bonaccini, tra cui l'esclusione del laboratorio di microbiologia e virologia dalla rete dei centri diagnostici regionali per la processazione dei tamponi. Sta emergendo qualcosa di assolutamente grave, dice il senatore Lisei. Già a suo tempo in Assemblea legislativa evidenziammo le critiche che c'erano sul ritardo nella processazione dei tamponi. Intervista all'ex assessore Bernini, Giovanni Bernini di Forza Italia. In quei giorni a Parma era il caos, mancavano i tamponi della regione e la cosa pubblica è stata gestita come privata. Qui c'è una cupola che controlla tutto e vorrebbe continuare a farlo. Stiamo parlando di un meccanismo che va ben oltre la sanità. Così sul Tempo di Roma in apertura e poi i nuovi fori imperiali. Roma cambia volto, la grande bellezza, Colosseo connesso a Caracalla, Circo Massimo e Palatino, San Giuliano e Gualtieri, i cantieri al via già in settembre, dicono il ministro e il sindaco di Roma. Spuntano due dossier segreti dietro l'ira del Papa su padre Georg. Il Papa accusa padre Georg di mancanza di nobiltà nel libro in uscita oggi. Bergoglio smentisce l'arcivescovo Genswein. Ratzinger fu il mio candidato al soglio di Pietro. Resta il mistero sul rapporto Herrans, il vaso di Pandora, con i mali della Chiesa cattolica. Pagina 10, il Tempo approfondisce questa questione vaticana e non solo. Il giallo del dossier su Emanuela Orlandi. Bergoglio ha smentito Genswein e resta il mistero appunto sul rapporto Herrans, che sintetizza tutti i mali della Chiesa Cattolica. L'accusa del Papa contro padre Georg nel libro intervista El Successor, in uscita proprio oggi, scrive Il Tempo di Roma. Sempre dalla prima pagina del Tempo, Papà Salis vuole il seggio sicuro alle europee per la figlia Ilaria e scontro nel PD sui civici come capolista. Con questo lasciamo il Tempo, anzi ce n'è una simpatica, anche il sindaco di Bari De Caro, PD, presidente dell'Associazione dei Comuni Italiani Lanci, ammette comandano le cosche a Bari. Ma va là, è venuto giù dalla montagna del sapone, come dicono a Roma. Ucciso il nipote del boss, De Caro si risveglia a Bari. Bari è in mano ai clan, dice il sindaco uscente. La vittima, l'ultima vittima, Raffaele Capriati, 41 anni. Non si può vivere nel terrore, ha detto impareggiabilmente il sindaco di Bari, e dimostra che la commissione per decidere se sciogliere il comune è abbastanza necessaria, per usare un eufemismo. Mentre lasciamo il Tempo, andiamo a vedere Repubblica. La strage dei volontari. Drone israeliano uccide nella striscia di Gaza 7 cooperanti di ONG umanitaria. Netanyahu parla di tragico incidente. L'Europa protegga i salari e i posti di lavoro, invocano Paolo Gentiloni, niente po' di meno, commissario europeo Nicolas Schmidt, suo collega. Mazzini e Moro, cioè Giuseppe Mazzini e Aldo Moro. Nella riflessione di Giuliano Torlontano, la libertà si fonda sui doveri, ineccepibile, e poi l'attacco di Orban a Salis. Non è una martire. Primo sì all'elezione diretta del Premier anche in Italia, sparisce il super premio di maggioranza. La foto di prima pagina è su Gaza, l'auto dell'ONG World Central Kitchen, del famoso chef,
colpita da un drone israeliano. Landini chiede che il Jobs Act venga abrogato, basta precariato, dice il segretario della CGIL, e poi il nobile profilo e la fluente barba bianca di Eugenio Scalfari, sabato a Roma, il racconto del paese. Tutti a teatro, c'è un tizio, un attore, un aspirante attore che impersona Scalfari e lo racconta. Carla Bruni è incazzata con la sorella, Valeria Bruni Tedeschi. L'alcol non lo gestisco, sono stata usata da Valeria, ospite della consorte di Mentana Fagnani su Belve, dove c'è stato anche Salvini, come poi vedremo, perché c'è ampio resoconto anche delle parole di Matteo Salvini dall'amorosa del Mentana. Tra poco. Per interagire con Radio Libertà, inviaci un messaggio di testo, audio, video al nuovo numero dedicato a te 340 6709 659 340 6709 659. Rimani connesso con Radio Libertà, la tua radio. Lasciamo a questo punto Repubblica, senza canzone, senza niente, perché siamo austeri, siamo molto austeri, e andiamo a vedere cosa ci racconta la consorella per parte di Loggia, massonica ovviamente. La Stampa di Tori si ride, qua si ride, si scherza, si mangia, si beve, si lecca la neve, in questa rassegna stampa fantastica e meravigliosa e ineguagliabile. Salvini all'angolo rompe con Putin. Caso Salis, Budapest, inutili le richieste di stampa e governo. Ma pensa un po', se ci fosse un ungherese che veniva a spaccare le teste in Italia e noi lo mettiamo in galera e il presidente del Consiglio, premier ungherese Orban, dicesse al governuzzo italiano: italiani, non rompete i coglioni, questo me lo dovete ridare, liberatelo, è un bravo ragazzo, veniva a spaccare le teste nel vostro paese, ma garantisco io, è un bravo fiol. Cosa avremmo fatto noi? Avremmo detto: certamente, caro Orban, tu sei un fascista di merda, tuttavia accogliamo la tua richiesta, la tua gentilissima richiesta sul tuo cittadino che veniva a spaccare le teste nel nostro paese. Tienilo, te lo restituiamo, anzi tutto bello profumato, gli facciamo anche la doccia e te lo ridiamo profumato e vestito da capo a piedi. Moda italiana, chiamiamo i migliori stilisti e te lo ridiamo. Avremmo senz'altramente reagito così. E come è giusto che sia, d'altronde, no? Se uno va a fare un reato in un paese, intanto prima si informa sul codice penale in vigore in quel paese e su quali conseguenze, casomai, deve fronteggiare nel momento in cui lo acchiappano. Se in Ungheria martellare le teste di presunti o conclamati neonazisti comporta fino a 20 anni di carcere, meglio saperlo prima. Se no uno decide di andare a spaccare teste in un paese dove c'è questo reato, qualora sia reato, viene punito, che ne so, con un giro di giostra, con 2.000 euro, con 500 rupie, non lo so, uno si informa e poi decide, più o meno, poi sa perlomeno, anzi sicuramente sa a cosa può andare incontro, a cosa può andare incontro se lo acchiappano, come nel caso specifico. No, dobbiamo fare leva su... no, bisogna fare la voce grossa col governo ungherese. Fossimo stati in caso contrario, cosa sarebbe successo? A prescindere dall'insegnante, poi insegnante è una definizione anche quella molto da approfondire, comunque a prescindere dal caso specifico. Intanto sulla Stampa di Torino c'è Salvini all'angolo che rompe con Putin, è il titolo addirittura principale, poi uno si domanda perché i giornali non vendono, ma comunque al di là di questo, alla vigilia dell'appuntamento in Parlamento, dove l'opposizione chiederà le dimissioni del vice premier Salvini per i suoi legami mai smentiti col partito di Putin, la Lega pubblica una nota per informare che i propositi di collaborazione puramente politica del 2017 tra la Lega e Russia Unita non hanno più valore dopo l'invasione dell'Ucraina. Accidenti, porca malora, mi tocca cominciare a pagare la benzina. Finora avevamo con tutta la benzina gratis qua. Eravamo tutti a uffa qua, arrivavano dei tir incredibili pieni di benzina gratis per tutti coloro che avevano più o meno a che fare col Salvini. Pensa un po', adesso ci va male, ci tocca pagarci il pieno di benzina. E vabbè, amen, è finita la pacchia. La pacchia è finita, mentre sempre dalla prima pagina della Stampa di Torino, raid israeliano su Gaza, strage di volontari, e poi l'attacco di Francesco all'inumano Georg. Il cardinale Genswein è inumano. Svela che sulla bontà il Papa fa marketing, scrive Lucetta Scaraffia. È interessante, come sempre, il parere di Lucetta Scaraffia,
E a pagina 17 lo troviamo per esteso, il marketing del pontefice buono. Il nostro Papa, ancora una volta, sta scalando le classifiche di vendita col suo libro intervista biografico, ultimo di una nutrita serie. E per attirare nuovi lettori, che pure già sanno tutto sui genitori emigrati, sulla nonna, sulle fidanzate, talvolta una, altre volte due, Bergoglio sa inserire qualche cosa di nuovo, piccoli scoop che servono sempre a richiamare l'attenzione. Lo sappiamo bene. Francesco è veramente bravissimo nel creare e controllare la sua immagine, nel sollecitare l'interesse del pubblico. Mai si era avuto un papa che come lui riuscisse per anni a bucare ogni schermo. Lo stesso Giovanni Paolo II, che pure era stato attore, è mai riuscito a ottenere un simile successo mediatico. Ma è questo quello che vogliamo da un papa? È questa la via giusta per far arrivare il messaggio evangelico a chi l'ha dimenticato o non l'ha conosciuto? Penso, scrive Lucetta Scarafia sulla Stampa di oggi, che sia i credenti sia i non credenti, che però riconoscono nel Papa una figura morale centrale, gli chiedano sostanzialmente una guida, un insegnamento per affrontare i tempi difficili e duri che stiamo vivendo. La misericordia, la fede nell'infinita misericordia di Dio Padre, costituiscono il cuore del suo insegnamento e si concretizzano in un'attenzione maggiore per quelli che possono essere considerati peccati contro il prossimo, come l'indifferenza verso le vittime delle guerre, i migranti, i poveri, che vengono a sostituirsi, come gravità, ai peccati individuali, cioè a quelli che tradizionalmente sono stati definiti peccati della carne, per secoli considerati i più pericolosi per le anime. Misericordia, scrive Lucetta Scarafia, vuol dire anche perdono, rinuncia a giudicare gli altri e quindi rifiuto di praticare maldicenze e chiacchiere che possono danneggiarli. Papa Francesco ripete spesso che le parole cattive possono fare molto danno e sporcano anche chi le dice. Viene il sospetto però che Bergoglio pensi che il Papa possa fare a meno di obbedire a queste sagge regole. Nell'ultimo libro intervista, infatti, Bergoglio parla di Georg Genswein, il segretario di Benedetto XVI, come di una persona priva di nobiltà e di umanità. Un'accusa gravissima, che di fatto coinvolge anche il predecessore, che l'ha scelto e mantenuto come segretario, Genswein, fino alla fine. Un'accusa che viene dal capo visibile della Chiesa, dall'uomo più potente nella Chiesa, contro un uomo che il Papa stesso ha privato di ogni incarico e che non sa neppure bene la fine che farà. Le parole di Francesco sono quasi sempre nobili e belle, conclude Scarafia, quasi sempre ricche di insegnamento, ma sappiamo che il vero maestro trasmette soprattutto attraverso l'esempio personale, la capacità di essere all'altezza delle belle parole che dice. Può anche darsi che Don Georg se le meriti quelle accuse, ma non è bello che il Papa lo accusi lui stesso davanti a tutti, condannandolo senza misericordia e senza possibilità di difendersi. Il marketing del pontefice buono. Così Lucetta Scarafia sulla Stampa di Torino. Sempre sulla Stampa di Torino, poi, siccome l'intervista l'ha fatta l'amorosa del Mentana, allora ci vogliono i titoli in prima pagina. Sono stata ferita da Valeria, ha detto Carla Bruni, che si è confessata alla belva, all'amorosa del Mentana, cioè a Francesca Fagnani. Ancora in prima pagina sulla Stampa cosa c'è di interessante? In taglio alto, poco e niente. In taglio basso, quegli anchormen accaniti contro Ilaria Salis, il pezzo imperdibile di Luca Bottura. L'Agi agli Angelucci, ma Leni dice non c'è esclusiva, aumenta la pressione in Italia e in Europa addirittura, di fronte alla vendita dell'agenzia Agi, seconda agenzia di stampa italiana di proprietà dell'Eni, ad Antonio Angelucci. I quotidiani Gedi hanno molta attenzione su questo tema anche perché lo stesso Angelucci è molto interessato ad alcune delle testate del gruppo Gedi. Vedremo cosa succederà. Intanto forse qualcosa si muove nell'editoria italiana, mentre chiudiamo con il buongiorno di Mattia Feltri, una maledizione. Alle amministrative di domenica l'autocrazia o democrazia illiberale di Erdogan si è presa una bella botta e la scrittrice Elif Shafak sul Corriere della Sera individua le cause nell'andamento dell'economia. Inflazione al 67%, che è una malattia tipica della Turchia. Mi ricordo quando si andava in giro negli anni '80, capitava di andare in Turchia così en passant, carrettate di soldi perché c'era carta moneta a non finire, inflazione alle stelle. Comunque me lo conferma Mariano Giustino, Radio Radicale da Istanbul.
1.100.000 diciottenni sono andati per la prima volta a votare. L'impressione è che siano andati per indicare un'alternativa a Erdogan. Incredibile, mi dice Giustino, visto quello che succede qua. I dissidenti finiscono in carcere. La sproporzione di mezzi economici arricchisce la propaganda di Erdogan e impoverisce quella delle opposizioni. I giornali stanno tutti col governo. Eppure la dittatura non è ancora compiuta. Nel varco rimasto aperto si infilano in tanti, soprattutto i ragazzi. Per i loro coetanei iraniani il varco è meno di un pertugio e alle elezioni del 1° marzo non sono andati a votare per non riconoscere legittimità all'esercizio plebiscitario di un regime teocratico che imprigiona, tortura, spesso ammazza i ragazzi, esausti della legge di Dio, cioè di Allah, e delle sue imposizioni patibolari. Poi ci sono i ragazzi italiani, conclude Mattia Feltri. Meno della metà degli under 30 va a votare e non ci va perché non gli interessa, non gli sembra importante, ma non voglio dire bene degli altri e male dei nostri. Soltanto che la libertà, come la salute, si trascura quando c'è e ce ne si preoccupa solo quando si fa precaria e spesso è troppo tardi. Non è una colpa, è una maledizione, conclude Mattia Feltri. Tutti i preti in prima pagina sono, c'è l'indole preteggiante e strabordante. Intanto lasciamo la stampa, andiamo a vedere La verità di Maurizio Belpietro, autore anche del commento principale su Ursula von der Leyen, che non basta, vogliamo speranza. Si indaga in tutta Europa tranne che in Italia. La Procura europea vuol fare chiarezza sulle oscure procedure del vaccino Pfizer da parte della capa dell'Unione Europea. Anche qui ci sarebbe bisogno di capire come è stata gestita la pandemia nelle terre italiche, ma Conte, Giuseppi e compagnia boicottano la commissione e i magistrati stavolta paiono dormire. Mentre Bergoglio attacca padre Georg, ha usato Ratzinger contro di me nel suo ultimo libro. Papa Francesco, Ciccio I, come lo battezzò a suo tempo Andrea Marcenaro sul Foglio, attribuisce all'ex segretario del Papa emerito, Ganswein, divenuto nel frattempo peraltramente arcivescovo o cardinale, mancanza di umanità e di nobiltà. Poi si rivela il Papa stesso che è stato proprio Ganswein a occuparsi dei funerali ritenuti modesti e dice che per sé vuole esequie ancor più semplici per gareggiare in semplicità. Ho già dato disposizioni, niente catafalco, soltanto una umile bara. Mentre, che bel discorso, mentre sempre dalla prima pagina della Verità hanno rapporti coi peggiori regimi, sabotano soltanto Israele, università vergogna, tuona Paolo Del Debbio. Radio Radicale fa fuori non Bolognetti, ma il decano non allineato su Covid e guerra. Non si parla di Maurizio Bolognetti, non se ne è mai parlato sulla Verità, perché i titoli della Verità solleticavano certi soggetti. Maurizio Bolognetti si occupava delle stesse cose da un altro punto di vista, più laico, più vicino alla scienza e ai numeri. No buono, espulso. Radio Radicale però non fa fuori lui, bensì il decano non allineato su Covid e guerra. Silurato da Radio Radicale uno degli speaker più longevi e seguiti della storica testata, Giorgio Cadmo Pagano, non condurrà più la sua trasmissione Translimen. Il giornalista attivista radicale è stato fatto fuori poco prima di affrontare il tema dell'obbligo vaccinale imposto durante la pandemia. Il conduttore dice alla Verità: dov'è finita la libertà di espressione? E sempre dalla prima pagina della Verità, dogane, controlli e immigrati già formati, il piano Mattei comincia a prendere forma. Iniziato il tour di Mattarella, che in Costa d'Avorio e Ghana visiterà siti produttivi e per l'istruzione. Il direttore ADM dice: i nostri esperti pure per antifrode e per gli scambi commerciali, Agenzia dei Monopoli ADM. Il presidente Mattarella è in Costa d'Avorio e in Ghana, a quanto pare di capire inviato da Giorgia Meloni. In agenda flussi migratori, ma anche energia e formazione di manodopera specializzata. Non è che la formi in un mese. Comunque entra nel vivo la riforma dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, impulso alla proiezione globale e ad attività di intelligence e antifrode per tutelare gli interessi economici. Un passo in più verso il piano Mattei, dice il presidente dell'Agenzia dei Monopoli e delle Dogane. Mentre Marcello Veneziani si occupa dell'odio della tradizione. Dalle 3 I siamo passati a 8, così lo sfascio della scuola è totale.
Ma in quale altrove si è cacciata la scuola, sparita dai radar pubblici e dall'interesse generale? Apre così il suo pezzo con una domanda Marcello Veneziani. Mercato, woke, è la coppia di fatto che ha distrutto la nostra scuola. Il modello neoliberista, mercato, quello ugualitario, woke, solo all'apparenza in contrasto, hanno colonizzato le aule in nome degli stessi principi: svecchiare, sradicare e della lotta al nemico comune, cioè la cultura umanistica e cristiana. Dominano le 8 I, le 3 di Berlusconi: internet, inglese, impresa. E poi inclusione, Islam, immigrazione, internazionalizzare, ideologia gender. Smarrito il rapporto col passato, l'insegnamento non è più il laboratorio del futuro, scrive Marcello Veneziani, ma è diventato la periferia ombrosa della società. E sempre dalla prima pagina della Verità, in taglio basso, ucciso il nipote del boss che ha terremotato il PD, scrive Fabio Amendolara. Abbattuto per strada a Bari Lello Capriati. Emiliano raccomandò De Caro a una parente. 4 colpi di pistola esplosi da distanza ravvicinata. Così è stato ucciso Raffaele, detto Lello Capriati, nipote del boss Antonio. L'uomo citato dal governatore PD, Michele Emiliano, a proposito della presunta trattativa col sindaco di Bari Antonio De Caro. Capriati spuntava in un'intercettazione su clan e politica, racconta il sempre puntuto, preciso e documentatissimo Fabio Amendolara. Ammazzato il capoclan dello scandalo PD, titola La Verità, pagina 15, Lello Capriati, nipote del padrino della presunta trattativa citata da Michele Emiliano durante una convention, con di fianco lo stesso De Caro. Ebbene, Lello Capriati, ammazzato ieri, spuntava in un'intercettazione allegata all'inchiesta su cosche e politica che ha portato poi alla richiesta di commissariamento del comune di Bari, o meglio, all'insediamento della commissione che deciderà. Il sospetto degli investigatori preparava un agguato. Com'è che avevano crocifisso, ve lo ricordate, quel ministro del governo Berlusconi, l'ingegnere, ministro dei trasporti, di cui adesso mi sfugge il nome ma che è famosissimo, di Parma, il quale diceva è stato crocifisso perché gli hanno attribuito la frase che con la mafia bisogna convivere. Questi qua invece a Bari no, non hanno convissuto con la mafia, non sapevano neanche che cosa fosse la mafia. Da Torino a Napoli, passando per Barcellona, Lunardi, ministro Pietro Lunardi, da Torino a Napoli, passando per Barcellona, è partita la quadriglia degli allenatori, il pezzo che chiude la prima pagina della Verità con Giorgio Gandola. Libero, vediamo subito, apre con le primarie e le pallottole, il PD vota, Bari spara. Ucciso membro del clan Capriati, la cosca delle chiacchierate col governatore Emiliano. Per la sinistra la mafia era stata sradicata. Il commento è di Daniele Capezzone. Regola aurea delle anime belle della sinistra, mai consentire alla dura realtà di sciupare una narrazione carina, autoconsolatoria, edificante, possibilmente colorata di rosso, rosé, arancione e fucsia. Ricapitoliamo. Una decina di giorni fa è stato reso noto l'accertamento disposto dal Ministero dell'Interno sul comune di Bari a seguito di una grave estesa inchiesta su alcuni esponenti politici pugliesi transitati da destra a sinistra e soprattutto a un'azienda municipalizzata si teme poderosamente infiltrata dalla criminalità organizzata. In centinaia di altri casi, negli anni scorsi, era stata avviata una procedura del genere nei luoghi più diversi del territorio italiano, tra gli scroscianti applausi della sinistra, scrive Capezzone, ma stavolta, siccome essere sfiorata è un'amministrazione progressista, si è scatenata una canea impressionante e come un solo uomo i giornali giustizialisti, quelli che in presenza di disgrazie altrui recitavano lo scioglilingua male non fare, paura non avere, sono diventati tutti garantisti. Eppure i grandi quotidiani indipendenti cosiddetti non hanno avuto un istante di esitazione nello sposare una linea di assalto contro il ministro degli interni Piantedosi, improvvisamente catapultato sul banco degli accusati. Facciamola corta, proiettili sulle primarie. Questa è la Puglia di Emiliano, scrive
Daniele Capezzone, il PD vota, i sicari sparano. Di fronte all'ipotesi degli ispettori inviati dal Ministero dell'Interno, i progressisti hanno portato la gente in piazza, hanno parlato di atto di guerra, ma la guerra, come la mafia, ce l'hanno in casa. Il pezzo di cronaca di Annarita Di Giorgio: a Bari e faida continua, ucciso in un agguato il nipote del boss. Non c'è tregua tra i clan, altro che città liberata dalla mafia. Lello Capriati, rampollo della nota famiglia che ha inguaiato il sindaco De Caro, è stato freddato da 2 sicari proprio nel quartiere dove abita il sindaco PD di Bari e presidente dell'Associazione dei Comuni Italiani. L'altro commento in taglio alto, l'editoriale su Libero di oggi, è di Mario Secchi, su Stellantis che fa surf su uno tsunami. Cosa accadrebbe in Germania con la scomparsa di Volkswagen? La domanda fu posta dall'Economist, il settimanale britannico controllato da Exor, la holding degli eredi Agnelli. La domanda fu posta dall'Economist 31 luglio del 23. La risposta: il settore impiega direttamente 900.000 persone, il 2% del totale della Germania. Con fornitori e lavoratori indiretti si arriva a 2 milioni e mezzo di individui, 5% della forza lavoro tedesca. L'automotive tedesco traina la ricerca nella manifattura, oltre il 40%, e mantiene in vita popolose aree urbane. Senza l'auto, tempesta in Germania. Ieri il Financial Times ha fatto un passo avanti. E se il calo delle vendite di auto elettriche non fosse passeggero? Qui la risposta diventa un buco nero, perché l'industria, scrive Secchi, sta puntando sulla transizione energetica, il cambio dei motori, la produzione è già superiore alla domanda. Non ci sono numeri confortanti per l'anno prossimo. In ballo centinaia di miliardi di investimenti. Alcuni costruttori cominciano ad avere il mal di testa. Sono bagliori dal futuro. Altri segnali? Il titolo Tesla sta perdendo il 5% al Nasdaq mentre scrivo questo pezzo. Nel primo trimestre le vendite crollate del 20% rispetto all'ultimo trimestre 23. Nel confronto anno su anno, meno 8,5%. Elon Musk ha tagliato i prezzi a margini superiori rispetto ai concorrenti, ma non basta. Altro lampo nel buio, il debutto di Xiaomi nel mercato dell'auto, un Big Bang. Le azioni del produttore cinese di smartphone a Hong Kong viaggiano a più 9%. Ha ricevuto 89.000 ordini nelle prime 24 ore di vendita del suo modello elettrico SU7, concorrente diretto della Model 3 di Tesla. Con un dettaglio: costa $4.000 in meno. In un giorno Xiaomi ha prenotazioni che coprono l'intera produzione 24 e nonostante la partenza a razzo, gli analisti stimano che perderà soldi, $9.400 a vettura. Attenzione, scrive Mario Secchi, Xiaomi produce telefonini, dunque ha un'esperienza superiore nella costruzione degli schermi e oggi il comfort e la sicurezza di guida per l'automobilista si realizzano sullo schermo e costituiscono la motivazione per l'acquisto. È il software e non puoi farci niente. In questo scenario il governo, conclude il direttore di Libero, ha aperto ieri il negoziato con Stellantis, unico costruttore presente in Italia, con un azionista che ha la testa a Parigi, il portafoglio in Olanda, cioè Agnelli Elkann, Gedi, Fiat, Repubblica, la stampa, soprattutto Stellantis in questo caso, l'auto. Testa a Parigi, portafoglio in Olanda per gli Agnelli Elkann. Incentivi in cambio di numeri certi sulla produzione. Facile. Siamo realisti, è un suc dettato dall'emergenza. Fuori c'è uno tsunami. John Elkann e Carlos Tavares fanno i giocolieri nella nebbia. Sergio Marchionne, che sapeva leggere il futuro, sulle sorti progressive dell'auto elettrica mise in guardia gli ottimisti senza ragione. La sua uscita di scena è stata una tragedia. Sentiamo la mancanza di Marchionne, conclude Mario Secchi. La sfida di J.K. Rowling, la mamma di Harry Potter, legge trans in Scozia, meglio la galera. E poi esce il libro bomba sul caso vaccini, rivelazioni del belga Baldan, l'uomo del Pfizer Gate, racconta Carlo Nicolato in prima pagina su Libero, a pagina 11 c'è il servizio. Esce il libro bomba sul caso vaccini. Frederick Baldan è l'autore, Ursula Gate, il titolo. La procura indaga per gli sprechi del farmaco. Von der Leyen nel mirino. Il belga Baldan, che ha sollevato la questione, ora ha nuove rivelazioni. Lasciamo la prima pagina di Libero con il pezzo di Francesco Specchia, dai partigiani insulti
a Giampaolo Pansa pure da morto. Caterina Mania ci si occupa del libro di Bergoglio, Legnate del Papa a Padre Georg e ai cardinali, e poi ci sono i 3 articoli di fondo pagina. Per Repubblica le buche diventano un tema letterario, la propaganda alta, scrive Francesco Specchia. Di che cosa si tratta? Del fatto che a Repubblica le buche per le strade sono un vezzo letterario, per le iatture dell'asfalto scomodano perfino Benjamin, mentre lo devono fare molto elevata la questione, quelli di Repubblica sono degli snobboni con la puzza sotto al naso. Francesco D'Amato, il linguaggio oscuro delle note dei pubblici ministeri contro gli psicotest, scrivono incomprensibilmente i pubblici ministeri. Pietro Senaldi sul caos università, il PD difende i rettori anti-Israele. Con questo abbiamo visto anche la prima pagina di Libero. Andiamo a Italia Oggi. Tra poco ascolteremo in audio-video il direttore Pierluigi Magnaschi col suo diritto e rovescio, che in cartaceo oggi è dedicato a Matteo Salvini. Vediamo come Matteo Salvini giudica Putin. 15 febbraio 2020. Putin è un uomo di governo stimato e stimabile. Beh, in quel momento lo pensavano e lo dicevano anche in tanti, a dire il vero, soprattutto in casa PD. Comunque, 20 ottobre 2018, io qua a Mosca mi sento a casa. In alcuni paesi europei no. 15 marzo 17, andiamo più indietro ancora, l'arresto di Navalny, l'ennesima montatura mediatica, meglio la Russia di Putin di questa Europa. Marzo 2015, l'Europa processa Putin, ma io lo preferisco a tanti euro buffoni. Marzo 2015, qua siamo proprio agli albori, 10 anni fa. E pensa un po' quante cose cambiano in 10 anni. Putin è una delle persone con le idee più chiare al mondo. Dicembre 2015, Putin e Le Pen sono 2 tra i migliori statisti in circolazione. Siamo vicini a chiunque difenda un futuro pacifico per l'Europa. Luglio 2019. Lasciatemi dire che Putin è uno dei migliori uomini di governo che ci siano ora sulla faccia della terra. Salvini, commenta Magnaschi, ha sempre la possibilità di dire che ha cambiato parere e soprattutto di rescindere la sua colleganza col partito del dittatore moscovita. Perché non lo fa? Questo è il vero inquietante problema. Cosa ci vuole a strappare l'accordo con Russia Unita di Putin, dice il direttore Magnaschi. Intanto Orio al Serio diventa l'hub per le Olimpiadi invernali del 2026, terzo scalo aeroportuale in Italia per traffico passeggeri, il più importante hub di Ryanair nel sud Europa. L'aeroporto di Bergamasco di Orio al Serio, intitolato a Caravaggio, sarà anche una delle infrastrutture principali delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Per accogliere atleti e staff che prenderanno parte ai giochi verrà rinnovato completamente, con un investimento di 380 milioni di euro. Nell'aeroporto di Bergamo verrà avviato il cantiere per la realizzazione di un nuovo collegamento ferroviario. La stazione sorgerà di fronte all'area arrivi, in cui saranno presenti i treni delle linee già esistenti da Bergamo, Milano e Lecco, ma anche un nuovo collegamento diretto col capoluogo lombardo. Con ciò andiamo ad ascoltare direttamente un'altra riflessione del direttore Magnaschi nella nota audio-video che ci regala tutti i giorni. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno.
Avete ascoltato le previsioni del giorno. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Già, voi direte cos'è sta roba qua? Questa roba qua ha a che fare col calendario musicale. 3 aprile del 2008, Mariah Carey supera il record di Elvis Presley di 17 successi negli Stati Uniti al numero 1 della classifica. Il 18° era questa roba qua fantastica, Touch My Body. Soltanto i Beatles ne hanno di più, con 20 prime posizioni nella classifica delle vendite statunitensi nella storia della musica. Quella roba qui ha superato Elvis Presley. Elvis Presley, peraltro, il 3 aprile del 1960 registrava 3 pezzetti di questo genere, It's Now or Never, Fever e Are You Lonesome Tonight, negli studi della RCA di Nashville, Tennessee. E noi ci ascoltiamo un pezzettino, peraltro, di It's Now or Never e poi torniamo alla rassegna stampa. Ma proprio poco poco, è proprio una robetta così, giusto per sciacquarsi le orecchie. Che bella cosa una giornata e sole, diceva Elvis Presley. Intanto andiamo a vedere anche dopo Italia Oggi. No, Italia Oggi abbiamo visto solo il diritto e rovescio e Orio al serio. C'è anche da dire che l'argomento principale è il 110%. Chi sbaglia paga. Trasmissione delle comunicazioni di cessione dei bonus edilizi entro il 4 di aprile, cioè entro domani, senza margine di errore, pena la perdita del credito o dello sconto in fattura. Superato domani 4 aprile, chi invierà le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate con dati non corretti, sia quelle riferite alle spese 2023, sia per le rate residue del 20, 21, 22, non potrà effettuare annullamenti e sostituzioni dell'istanza originaria. Quindi perderà la possibilità di cedere il credito o lo sconto in fattura in caso di errori sostanziali. Il Consiglio nazionale commercialisti chiede correzioni. Sullo stesso argomento anche il Sole 24 Ore di oggi, il quotidiano di Confindustria. Super bonus senza cessione del credito, stangata in vista per 15.000 condomini. La tagliola della cessione dei crediti si sta trasformando in una trappola per almeno 15.000 condomini in tutta Italia. Il decreto 39/2024, in vigore dal 30 marzo, rischia di mandare all'aria calcoli già effettuati e delibere approvate senza avviare i lavori, allargando la platea degli esodati del superbonus. Il decreto mette in fuorigioco anche chi ha solo pagato un acconto, non potrà più utilizzare lo sconto in fattura, ma soltanto la detrazione, rischiando di lasciare i lavori a metà. Così la mette
Il quotidiano di Confindustria: cantieri edili a rischio se non hanno già pagato e realizzato parte dei lavori. Il decreto mette fuori gioco anche chi aveva solo pagato con un acconto. I commercialisti chiedono appunto delle correzioni di rotta. E sempre dalla prima pagina del Sole 24 Ore di oggi, la finanza pubblica, il DEF, il documento di economia e finanza, che è atteso per martedì 9 aprile, prevede quest'anno una crescita del PIL dell'1%, 1,2 nel 25. Il disavanzo dovrebbe attestarsi quest'anno sotto al 4,5% del PIL, per poi scendere sotto al 4% l'anno prossimo. Il disavanzo è la differenza fra entrate e uscite su base annua, compresi gli interessi. Tema pensioni: resistono quelle giovani, il 17,5% assegnato a chi ha meno di 64 anni. La previdenza INPS. E poi ancora in prima pagina, team Starlink, mediazione del ministro Urso sulla rete veloce. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si fa partecipe di un tavolo di confronto e coordinamento tra TIM e Starlink di Elon Musk per trovare una soluzione per consentire la convivenza al meglio delle due tecnologie, come prescrive la legge, ha detto il ministro per le imprese e il Made in Italy Adolfo Urso. Telecom disponibile a dialogare con la società di Musk attraverso il Ministero delle Imprese di Adolfo Urso. Dal Sole 24 Ore passiamo al quotidiano dell'editore svizzero Carlo De Benedetti, il Domani. La guerra senza confini di Netanyahu, Gaza rischia di diventare un deserto, e poi primo sì al premierato, ma destra divisa. In Senato la Commissione ha dato l'ok a quella che Meloni definisce la madre di tutte le riforme. Fratelli d'Italia spera che arrivi in aula prima delle europee, ma Salvini tenterà di frenare l'iter. E Richetti attacca il leghista. Tutta roba di grandissimo interesse. Il manifesto del quotidiano comunista apre con l'obiettivo mirato: 3 missili israeliani centrano le auto dell'ONG World Central Kitchen, 7 operatori umanitari uccisi, erano a Gaza per portare cibo. Israele parla di incidente, ma così Tel Aviv raggiunge lo scopo. 2 organizzazioni sospendono gli aiuti perché è troppo pericoloso, scrive il quotidiano comunista. E poi caso Salis, a centropagina: l'Ungheria minaccia ancora. Il portavoce di Orban ha detto è inutile fare pressioni, non è una martire. Vediamo anche il Foglio quotidiano, diretto da Claudio Cerasa, dove l'ex direttore fondatore Giuliano Ferrara è autore dell'articolo principale sotto la testata. Tarquinio, Marco Tarquinio, già direttore di Avvenire, quotidiano dei vescovi, è il miope candidato all'Europarlamento per il PD. Delle sue blande idee di resa dell'Ucraina alla Russia non si sentiva granché il bisogno, scrive Giuliano Ferrara. Matteo l'Apostata, un altro pezzo in prima pagina sul Foglio. Salvini alla vigilia della mozione di sfiducia rinnega Putin come preteso da Giorgia Meloni, e le farfalle di Elly Schlein. Pensa al giornalista Berizzi, candidato anche lui, ma il PD si dilania su Ilaria Salis, candidata anche lei, e sul dopo Bonaccini in Emilia Romagna. Mentre J.K. Rowling, raccontata da Giulio Meotti, dopo la legge sul gender in Scozia, arrestatemi, dice la scrittrice, un ministro minaccia di farla finire in carcere. J.K. Rowling, l'inventrice di Harry Potter, ha scatenato la più micidiale guerra culturale dell'ultimo decennio, scrive Meotti sul Foglio. La guerra è riassumibile in poche sentenze. Si nasce donna e non si diventa donna. Il gender dell'anima, come lei lo definisce, non può cancellare la biologia. Il rispetto delle persone non può spingerci al punto di azzerare la differenza sessuale, e decenni di battaglie femminili non possono essere messe a rischio in nome dell'inclusione. Una persona di sesso maschile che dichiara di essere donna dovrebbe avere accesso agli spogliatoi delle donne, i bagni delle donne, gli sport femminili, i rifugi femminili, le prigioni femminili, i premi femminili, le liste per sole donne. J.K. Rowling ha imposto domande che nel mondo di Judith Butler nessuno dovrebbe fare. Ora l'autrice di Harry Potter potrebbe finire sotto indagine della polizia per misgendering, sbagliare il pronome sessuale preferito da una persona, nell'ambito di un nuovo reato, un crimine d'odio introdotto in Scozia. Lo ha detto un ministro del Partito Nazionale Scozzese al potere, Siobhan Brown, per la quale chiamare una donna transgender he
cioè al maschile, invece che coi pronomi femminili che si allineano con la sua identità di genere, è reato. Sempre dalla prima pagina del Foglio, la trattativa di Sandokan, il capo Camorra, Schiavone. Pentirsi non basta. Saviano e compagnia dicono che Schiavone deve parlare dei politici collusi. È un'ossessione, dice il professor Giovanni Fiandaca, emerito di diritto penale all'Università di Palermo, intervistato dal Foglio. C'è poi Michele Emiliano con il polpo crudo. Bari è ancora città di mafia, la primavera ha fallito. Parla il professor Onofrio Romano, sociologo di Roma 3 e allievo di Franco Cassano. Bari è ancora una città di mafia, ma dai, l'uccisione del boss Lello Capriati fa ripiombare la cappa di piombo su Bari, già monitorata da una commissione del Ministero dell'Interno per verificare le possibili infiltrazioni dei clan. In primo piano ancora sul Foglio di oggi, il governo che cerca di scoprire quanto ha speso l'anno scorso, il paradosso del DEF, il documento di economia e finanza retrospettivo. Parla Papà Salis, Meloni non ha mai risposto alle mail, Schlein ha gestito male la candidatura di mia figlia Ilaria, dice il babbo. E poi per chiudere vediamo un po' come la mette Andrea Marcenaro nella sua Andreas Version. I carnefici operativi dei carnefici ideologici che comandano a Teheran possono essere chiamati in vari modi. Se iniziano e concludono il loro simposio compilando la lista degli omosessuali devianti, delle lesbiche deviate, degli eterocornificanti, delle eterocornificate, delle ragazze col rock incorporato o anche solo una mezza mania per lo swing, o che vengono riconosciuti dopo aver appena torturato l'universitaria senza straccetto sul capo, lo studente che ha osato protestare, il genitore che lo difende, eccetera, allora i suddetti carnefici restano anonimi, non vengono denunciati né indicati a dito con nome e cognome da nessuna vigilanza civile dell'Occidente. Invece, se i carnefici di Teheran vengono individuati e colpiti da chi in Occidente quel poco ancora vigila, come ha fatto Israele, insomma, allorché alle vittime già dette vogliono aggiungere anche gli ebrei in quanto ebrei, ecco allora i professoroni della Normale di Pisa, i quali, salvo smentire di averlo preteso, genere Lollobrigida, pretenderebbero l'interruzione delle relazioni scientifiche con gli scienziati delle università ebraiche, ma il massimo per quei figli di puttana della Normale è che non vedano quanto anormale abbiano fatto diventare la loro mamma. Conclude Andrea Marcenaro. Direi oggi veramente impareggiabilmente. Lasciamo con ciò le prime pagine e andiamo a vedere cosa succede a Bari, secondo quel che ci racconta anche Avvenire, in primo piano. Ora teme nuove guerre di mafia il capoluogo pugliese, ma dai, l'avevano sradicata Emiliano e soci, nel mirino il primato dello spaccio. Il grande affare della droga sembra essere l'unica certezza nelle indagini sull'omicidio di Raffaele detto Lello Capriati, ucciso lunedì. Pubblici ministeri e forze dell'ordine ipotizzano o un regolamento di conti tra clan alleati o la ripresa dello scontro tra fazioni rivali. Da quanto tempo non è più sindaco il magistrato integerrimo che aveva sgominato la mafia a Bari, Michele Emiliano, oggi presidente della regione? Da tanti begli anni, una ventina d'anni più o meno. Cosa hanno fatto in questi 20 anni? Quello che diceva Lunardi: convivere con la mafia, coabitare, coesistere. L'agguato è avvenuto nel rione Torre a Mare, territorio della Cosca Parisi, proprio come il quartiere Iapigia, dove venne ucciso Domenico Capriati, fratello maggiore della vittima. Così a Bari. Mentre il Corriere della Sera si occupa del caso di cui abbiamo già dato ampio conto, quello di J.K. Rowling, l'autrice di Harry Potter e la legge antidiscriminazioni. In Scozia, libertà a rischio. Arrestatemi, dice la scrittrice, che critica la norma sulla transfobia. Anche il premier britannico Rishi Sunak è dalla sua parte. Il punto contestato: viene indagato chi si riferisce a una persona utilizzando il genere sbagliato. Facciamo tutto reato che è un bel mondo. Venite ad arrestarmi. J.K. Rowling, l'autrice di Harry Potter, ha lanciato il suo guanto di sfida contro la legge dal sapore vagamente orwelliano, scrive il Corriere della Sera, entrata in vigore lunedì in Scozia. Questa bella legge criminalizza
i comportamenti definiti minacciosi e abusivi, diretti a fomentare odio sulla base di età, disabilità, religione, orientamento sessuale e identità transgender. È una super legge Zan in salsa scozzese, diciamo così. Per i critici si tratta di un attacco alla libertà di espressione, perché ora si rischiano fino a 7 anni di galera per aver messo in discussione, per esempio, non solo le questioni di gender, ma anche la religione islamica, oppure per aver negato l'autoidentificazione di genere. Insomma, Magdi Allam in Scozia sarebbe all'ergastolo sostanzialmente, Magdi Cristiano Allam. È su quest'ultimo aspetto che è scesa in campo la celebre scrittrice, da tempo impegnata in una battaglia a difesa della realtà del sesso biologico e dei diritti delle donne, scrive il Corriere della Sera in primissimo piano. In primissimo piano mica tanto, comunque a pagina 17 non è primissimo piano, ma insomma c'ha un suo rilievo. J.K. Rowling ha postato su X, l'ex Twitter, una serie di tweet in cui ha messo alla berlina 10 personaggi transgender, fra cui noti stupratori, insistendo a definirli per quello che sono, cioè dei maschi. La libertà di parola e di opinione, afferma la scrittrice, sono al capolinea in Scozia, se l'accurata descrizione del sesso biologico è considerata criminale. Sono al momento fuori dal paese, la Rowling vive a Edimburgo, ma se ciò che ho scritto qui si qualifica come un reato in base ai termini della nuova legge, non vedo l'ora di essere arrestata, ha scritto Rowling. In effetti lei è stata prontamente denunciata per quel post, anche se la polizia ha detto che non prenderà provvedimenti. Lunedì una ministra del governo scozzese aveva confermato che le persone rischiano di essere indagate se si riferiscono a qualcuno col genere sbagliato rispetto all'autoidentificazione, cioè se tu dici è stato lui, ma quel lui si sente una lei, è reato, vieni incriminato. Ma il primo ministro britannico, Rishi Sunak, si è schierato al fianco della Rowling. La gente non dovrebbe essere criminalizzata per aver affermato semplici fatti biologici, ha detto il premier britannico. In questo paese crediamo nella libertà di parola. Il governo di Londra aveva già messo il veto alla legge scozzese che autorizzava l'autoidentificazione di genere senza necessità di parere medico. Una fonte del governo inglese ha ribadito al Times che i nazionalisti stanno portando la Scozia su un cammino molto pericoloso, con effetti seriamente raggelanti sulla libertà di parola. Diciamo chiaramente che il sesso biologico conta e che le opinioni critiche verso il gender sono protette dalla legge britannica. I nazionalisti al potere in Scozia, più che l'indipendentismo si sono buttati sul gender, hanno fatto del politicamente corretto la loro bandiera. Come ha detto la scrittrice Rowling, approvando quella legge hanno conferito un valore più alto al sentire di uomini che mettono in scena la loro idea di femminilità, per quanto misogina o opportunista, invece che ai diritti e alle libertà di donne e ragazze reali, argomenta Rowling. Lasciamo questo tema, torniamo invece a una cosa che abbiamo citato prima, l'intervista in prima pagina e a pagina 3 di Ohara Borselli ad Alon Barr, 66enne ambasciatore di Israele in Italia da settembre scorso. Alle spalle una lunga carriera diplomatica. Un dramma, i morti innocenti. A Gaza per evitare altre stragi. L'Iran supporta con armi e addestramento i terroristi e Hamas vuole un altro 7 ottobre. La tragedia di ieri. 7 morti, 7 operatori umanitari dell'organizzazione non governativa americana World Central Kitchen, del celebre chef. Com'è successo? L'esercito, risponde l'ambasciatore di Israele in Italia al giornale, Alon Barr, l'esercito ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in cui afferma che sta indagando sull'incidente. Non ho altre informazioni. Ovviamente l'uccisione di persone innocenti, specialmente operatori umanitari, è estremamente drammatica e rammaricante. Ci stringiamo intorno alle famiglie delle vittime. 100.000 persone davanti alla Knesset, al Parlamento israeliano, hanno chiesto elezioni. Israele è una democrazia, risponde l'ambasciatore di Israele in Italia, una democrazia vibrante. Naturalmente le scelte che Israele prende sono molto delicate e hanno un impatto su ciascuno di noi. Gli ostaggi e il loro rilascio, rimuovere la minaccia di Hamas, rimuovere la minaccia di Hezbollah. Sono tutte decisioni molto complicate e penso sia naturale che l'opinione pubblica israeliana abbia posizioni diverse
e le esprima anche con manifestazioni democratiche a Tel Aviv e a Gerusalemme. L'attacco all'ambasciata iraniana a Damasco. Iran e Hezbollah sono attori rilevanti, osserva Alonbar. Dall'8 ottobre Hezbollah sta lanciando attacchi quotidiani contro Israele. L'Iran supporta Hezbollah e i gruppi terroristici con armi e addestramento militare. Legittimamente Israele cerca di difendersi, rispondendo ai responsabili diretti di azioni violente contro il proprio territorio. Per quanto riguarda il 7 ottobre del 23, purtroppo è vero che per molte persone il motivo della guerra è oggi rimosso e il motivo è quel 7 ottobre, ma c'è una ragione per cui c'è la guerra a Gaza. La ragione è l'attacco del 7 ottobre e il nostro impegno, nonché obbligo, è assicurarci che tale attacco non si ripeta. Ciò che Hamas sta cercando di fare ora attraverso la negoziazione e il lancio di missili è tornare alla situazione prima del 7 ottobre per preparare il prossimo attacco contro Israele. Questo è inaccettabile. Israele sta combattendo una guerra contro il terrorismo, il prezzo da pagare è molto alto, 30.000 morti. Non sono a conoscenza dei numeri ufficiali, risponde l'ambasciatore israeliano in Italia. Quelli che abbiamo vengono diffusi dal Ministero della Salute di Gaza, che appartiene a Hamas. Tutte le informazioni che provengono da lì originano da Hamas e questo comporta naturalmente l'incapacità di distinguere tra i decessi di terroristi e di civili innocenti. Il motivo è che Hamas, per attaccare Israele, utilizza ospedali, strutture del Alto Commissariato per i Rifugiati e ONU, moschee e altre strutture civili. Quindi le loro tattiche ci costringono ad attaccare e in alcuni casi ad avere anche vittime, purtroppo civili. Lo Stato di Israele rischia di essere indebolito dal peggioramento delle relazioni con gli Stati Uniti. La relazione di Israele con Stati Uniti e paesi europei come l'Italia è molto importante, risponde l'ambasciatore israeliano in Italia, Alon Bar. Stiamo mettendo grande impegno nel cercare di informare e spiegare i motivi di quello che stiamo facendo. L'amicizia con gli Stati Uniti continua a essere una pietra miliare della sicurezza israeliana. Tuttavia negli Stati Uniti ci sono discussioni aperte e una campagna elettorale per il presidente Biden e dobbiamo tenerne conto. L'Università Normale di Pisa in Italia ha bandito Israele. Non ci piace il boicottaggio, dice al giornale l'ambasciatore israeliano in Italia. Credo che le università e il mondo accademico in Italia non si siano mai impegnati nel boicottaggio di altri paesi di cui non condividevano le posizioni governative. Siamo preoccupati per la diffusione dell'antisemitismo nel mondo e anche in Italia. Penso che sia triste, preoccupante, vedere questa ondata di antisemitismo in molte parti del mondo e questa tendenza a incolpare gli ebrei per la politica del governo di Israele. Non sono accadute cose simili per i cittadini della Russia, della Siria, di altri paesi. È un problema serio, può avere un impatto non solo sulla relazione con Israele, ma sulla salute della società italiana in generale, dice al giornale l'ambasciatore israeliano in Italia. Cambiando completamente argomento, su Repubblica c'è invece un articolo che ci riporta a Michela Murgia, è defunta, in eredità però ha lasciato anche un debito con il fisco. C'è un volgarissimo proverbio lombardo che dice pagare e morire che è sempre tempo, cioè tradotto pagare e morire c'è sempre tempo. In questo caso diciamo rispecchia abbastanza la situazione specifica, il caso specifico. Dice il figlio non c'è stato tempo, ci pensiamo noi. Figlio d'anima naturalmente. La casa in Sardegna dove vive la mamma gravata da ipoteca per tasse e tributi non versati. Banali situazioni, dicono i figli d'anima, che avrebbe risolto da sola se fosse stata bene. Non ha avuto il tempo. Pagare e morire che è sempre tempo in effetti, quindi fa in tempo a pagare anche adesso. Comunque Repubblica si occupa della eredità, il tributi non pagati al fisco di Michela Murgia, il debito col fisco italiano. Per quanto riguarda le riforme, invece, il Senato approva l'elezione diretta del Premier e l'agenzia AGI incornicia il tutto con una bella foto di Mario Draghi e di Giorgia Meloni quando suona la campanella, cioè prende dalle mani di Draghi l'incarico di Presidente del Consiglio. Il nuovo testo dell'articolo 92 della Costituzione più bella del mondo, che per fortuna è quella italiana, la nostra, pensate che fortuna che abbiamo, la Costituzione più bella del mondo abbiamo, il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale diretto per 5 anni,
per non più di 2 legislature consecutive elevate a 3, qualora nelle precedenti abbia ricoperto l'incarico per un periodo inferiore a 7 anni e 6 mesi. Questa qui, diciamo che forse non è l'articolo 92 più bello del mondo, però recita così. La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha approvato l'emendamento del governo che modifica l'articolo 92 della nostra Costituzione e introduce l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il governo, si legge nel testo approvato, è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri. Si dice così, è composto del. A me verrebbe da dire è composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri. Comunque, hanno fatto... ma qui ci ha messo lo zampino, non fatemi dire quale ministro ci ha messo lo zampino perché lo sapete anche voi, state già pensando a un ministro in particolare, lo penso anch'io. Comunque il governo, si legge nel testo approvato, è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per 5 anni, per non più di 2 legislature consecutive, cioè 10 anni, elevate a 3, cioè 15, qualora nelle precedenti abbia ricoperto l'incarico per un periodo inferiore a 7 anni e 6 mesi. Insomma, Pierino esce di casa con 3 lire, deve comprare 4 pere. Se ne compra una, quante pere gli rimangono in lire? Grosso modo, ho detto giusto? Vi calza, articolo 92 della Costituzione. Pierino esce di casa e va a comprare 3 presidenti del Consiglio. Ha 4 lire in tasca. Ne compra solo uno, è un tecnico. Ha già governato per 7 anni e 6 mesi nel precedente periodo. Quante pere rimangono a Pierino dopo aver mangiato 3 lire e aver sputato 4 presidenti del Consiglio? Il problema è di difficile soluzione. Comunque, le elezioni delle Camere e del Presidente del Consiglio hanno luogo contestualmente, recita ancora l'articolo 92 della Costituzione più bella del mondo. La legge disciplina il sistema per l'elezione delle Camere e del Presidente del Consiglio, assegnando un premio su base nazionale che garantisca una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio nel rispetto del principio di rappresentatività. La norma prevede poi che, aperte virgolette, è il nuovo testo della Costituzione più bella del mondo, il Presidente del Consiglio è eletto nella Camera, con la C maiuscola, nella quale ha presentato la candidatura e che il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio eletto l'incarico di formare il governo, nomina e revoca su proposta di questo i ministri. Insomma, li nomina ancora e li revoca su proposta del Presidente del Consiglio il Presidente della Repubblica. Allora, qui apriamo un sondaggio subito, poi vediamo di essere operativi anche su questo fronte. Secondo voi è giusto? È corretto? È italiano corretto dire che il governo è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri? Questo qui è uno scrupolo mio, sono ignorante io, questa è la premessa. Essendo io ignorante, faccio una domanda, come cantava Celentano, il re degli ignoranti, faccio una domanda a tutti voi, popolo, che sono anch'io. Allora, al 340-6709-659 potete dare una risposta molto semplice. Sì, no. Sì, è corretto. Sì, virgola, è corretto. Se volete metteteci anche la virgola che fa fino in società. Dice, se io uso... Chi è lei? Io sono uno che usa le virgole. Mi presento così in società quando mi chiedono chi sono. Sono uno che usa le virgole e anche il punto e virgola per non dimostrarsi provinciali come recitava e insegnava l'immortale principe De Curtis. Abbondiamo, usiamo pure il punto e virgola. Comunque, se volete rispondere col punto e virgola io lo apprezzo. Allora sì, punto e virgola è corretto, no, punto e virgola non è corretto. Secondo voi è corretto dire che il governo è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri? Aspettate un attimo però che facciamo una ricerca rapidissima per vedere come è scritto l'attuale articolo 92 della Costituzione italiana, che come voi sapete è la più bella del mondo. Allora, articolo cazzarola, è già scritto così oggi. Il governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. E qui il quesito si fa ancora più interessante, perché i padri costituenti sapevano l'italiano? Questa è la vera domanda.
sì, punto e virgola, lo sapevano, no, punto e virgola, non lo sapevano. Potete rispondere in diretta in questo momento al 340 6709 659. Vi giuro che vi leggo tutti gli articoli. Se c'è qualche insegnante, poi diciamo così, se c'è qualche insegnante all'ascolto, qualcuno che ha il culto, con la T mi raccomando, il culto della lingua italiana, è meglio ancora, perché così possiamo avere... No, allora, il ragazzo è studente che studia, scrive un ascoltatore. No, per un ascoltatore che è l'ultimo che ha scritto, è sbagliato. Avevano sbagliato anche i padri costituenti, cioè il governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. È sbagliato. Secondo i nostri ascoltatori qua, no, non è corretto, sentenzia un altro ascoltatore. Mentre ce n'è uno che fa il J.K. Rowling di turno. La consiglia delle ministre è composta della Presidente della Consiglia e delle ministre. Questo è molto bello. Piacerebbe molto all'inventrice di Harry Potter. Si deve dire dal e dai, scrive Carmen. Per cui qua abbiamo scoperto, vedete come le scoperte vengono fuori per caso, abbiamo scoperto che i padri costituenti della Costituzione più bella del mondo erano degli ignorantoni, non sapevano l'italiano. Il sondaggio prosegue e potete scrivere 340 6709 659 se è un italiano corretto o no, quello dell'articolo 92 della Costituzione. Il governo della Repubblica è composto del Presidente e dei ministri. Si dice così in italiano? I padri costituenti sapevano l'italiano? Sì, punto e virgola, lo sapevano, no, punto e virgola, non lo sapevano. I film sono sogni che non dimenticherai mai. Che genere di film faremo? Movie Time, la magia del cinema. Ogni sabato, dalle ore 16. Qual è stata la tua parte preferita? Radio Libertà, la tua radio. È impossibile. Solo se pensi che lo sia. Non è meraviglioso? E voi vi starete domandando cos'è sta roba qua? Questa qui è la foresta tropicale, la foresta pluviale, anzi la rainforest. Perché? Perché il 3 aprile del 2012 eravamo già abbastanza scemi, cioè ci fu il concerto di beneficenza Rock for the Rainforest, cioè facciamo un bel concertone per salvare la foresta pluviale, tenutosi alla Carnegie Hall di New York con artistoni del calibro di Sting, Elton John, James Taylor, eccetera, eccetera, e anche con Bill Clinton, niente po' di meno. E noi abbiamo ascoltato i suoni meravigliosi della Rainforest. Il sondaggio sta appassionando i cultori, con la T sempre, della lingua italiana. No, non è corretto. Sentenzia, col punto e virgola, è grandissimo questo ascoltatore, credo Mario, il quale appunto scrive no, non è corretto. L'articolo 92 della Costituzione non è scritto in italiano. Abbiamo fatto una scoperta oggi, ragazzi. Non è roba da poco, eh. Nella rassegna stampa più bella del mondo si fanno scoperte incredibili, ovvero che la Costituzione italiana non è scritta in italiano, è scritta in un italiano sbagliato, sgrammaticato, scorretto, per cui i padri fondatori che tanti continuano a magnificare a questi personaggi dalla moralità ineccepibile, superiori, eccetera, non erano neanche capaci di scrivere in italiano. Diciamolo chiaro e tondo, gli italiani sono scorretti per tradizione, scrive Marco da Milano, e anche questa è molto bella. Sarebbe meglio, scrive ancora un altro Mario, dal e dai, cioè l'articolo 92, lo ripeto, recita così: il governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri che costituiscono il Consiglio dei Ministri. E il nostro ascoltatore Mario dice sarebbe meglio è composto dal Presidente e dai ministri.
Allora, Berengario in Subrico da Roma saluta e dice: il testo è chiaramente scritto da intelligenza artificiale, come altrimenti giudicare un errore così palese e cacofonico? No, all'epoca non c'era ancora cioè l'intelligenza c'era, artificiale forse anche, ma l'intelligenza artificiale di cui si parla adesso non c'era nel 46, 7, 8 quando fu elaborata, concepita, stampata e distribuita la Costituzione italiana. Che questa sia la rassegna stampa più bella del mondo è vero, scrive Paola, che io amo alla follia. Sono scarsissima in italiano, ma io scriverei dal, non saprei se è corretto del. E questo è il punto. Si dice il consiglio è composto del Silvio da Torino. È dissenting opinion, quella espressa da Silvio da Torino. Lorenzo da Como. Buongiorno Giulio. No, non è corretto. Forse si può dire il governo è composto di, nel senso che composto è un sostantivo. Questo è molto interessante. Mentre è un inglesismo, scrive un altro ascoltatore, e deriva da composed of. In italiano deve essere composto da, perché forma passiva complemento d'agente. Però ragazzi, qua non è da addebitare al governo Meloni, è da addebitare ai padri costituenti. Il governo Meloni non ha corretto l'errore dei padri costituenti e ha tenuto buona questa formula, cioè il governo è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri. Hai letto male. O agiu to un. Cosa vuol dire? To un. Non ho capito, Silvio da Torino. Spiegati perché non ho capito. Un. Il consiglio è un composto del e poi hai messo un e io non ho capito. Gentile direttore, non ne posso più di sentir parlare della Salis, scrive Valli, un insegnante di cui posso fare a meno. Possibile che nessuno si prenda la responsabilità delle proprie azioni? Questa tizia è andata a far casino in un altro paese, adesso piange. Però torniamo al nostro quesito. I padri costituenti erano degli ignorantoni o no? Sapevano scrivere in italiano o no, visto che hanno scritto un articolo 92 che recita: il governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri. E purtroppamente il governo Meloni ha mantenuto codesta impostazione. È giusta o è sbagliata? Pier Riccione. Corretto, si dice del Presidente del Consiglio. La frase è una sola, del e dei. È sempre stato così insegnato in tutte le aule. Abbiamo anche un audiomessaggio che immantinente ascoltiamo al volo. Caro Cainarca, sono Silvio, volevo scherzare, ho detto il consiglio è un composto del eccetera eccetera. In chimica si dice così, però ovviamente è uno scherzo. Ho capito, adesso ho capito, ci sono arrivato pure io, incredibile ma vero. Mi piacerebbe molto una replica di tutta la rassegna stampa in un'altra ora del giorno. Allora io proporrò al direttore di mandarla alle 10, alle 11, alle 12, alle 13, alle 14, alle 15, alle 16, alle 17, alle 18 e anche alle 19. Poi, quando finiscono le dirette, alle 20, alle 21, alle 22, alle 23, all'1 di notte, alle 2, alle 3, alle 4, alle 5 del mattino, alle 6, poi alle 7 riprendiamo la diretta 7 e mezza. Giusto? Corretto? Esatto, diceva il nostro amico Francesco Salvi. Sono giustificati il sottobosco ministeriale, strapagati e incapaci di scrivere. No, attenzione, qui ci riferiamo ai padri, Maurizio che scrive. Sono giustificati solo dall'aver scritto tutta la Costituzione in un periodo relativamente breve. Questo per i padri costituenti. Ma la parte di Pierino, chiede Walter, l'hai aggiunta tu? Vista la qualità dei padri costituenti, lo chiedo. No, la parte di Pierino ovviamente è scritta in Costituzione. Trattasi di forma arcaica di più il, cioè una forma arcaica, il governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri. Diciamo che molti sono, però non tutti sono della stessa opinione. Stellantis alla testa a Parigi, il portafoglio in Olanda e contributi dall'Italia. E non è corretto, scrive Pina, Monza e Brianza. D'altronde anche dire da quando sono piccolo sarà italiano? E comunque dal, scrive un altro ascoltatore maiuscolo, come a dire non c'è dubbio alcuno. Si compone del ed è composto dal, quindi si compone, forma impersonale, è composto dal, qui è composto perché non è che è scritto si compone, il governo si compone del, no, è composto, recita l'articolo 92, quindi secondo il nostro ascoltatore ci vuole dal. Diciamo che l'abbiamo risolta così. In che senso? Ci manda il meme di Carlo Verdone, un altro ascoltatore,
Carlo Verdone che si domanda. Bene, la sospendiamo qui perché altrimenti il quesito... Però insomma scrivete, partecipate ancora perché la questione non è risolta una volta per tutte. Allora si dice correttamente in italiano, o si può dire anche in tutti e due i modi, non lo so. Il governo della Repubblica è composto del Presidente e dei ministri o dal Presidente e dai ministri? È il quesito di oggi. Intanto noi torniamo, dopo questa fondamentale notizia dell'articolo 92 della Costituzione scritto da ignorantoni, per quanto padri costituenti, torniamo all'AGI. L'agenzia AGI ci ha dato questa notizia. L'agenzia AGI scende in sciopero proprio oggi, un'altra volta, perché non possono vedere l'arrivo di Antonio Angelucci. Non ce la fanno, gli sta proprio sulle scatole in una maniera incredibile. Nuovo sciopero dei giornalisti dell'AGI, presidio al Pantheon. Questa mattina, 3 aprile, dalle 11 alle 13, i redattori dell'agenzia AGI manifesteranno a Piazza della Rotonda a Roma per ribadire il loro no alla cessione, alla vendita dell'agenzia di stampa, la seconda in Italia, dall'attuale editore Eni al gruppo Angelucci. I giornalisti dell'AGI oggi dalle 11 alle 13 manifestano di fronte al Pantheon a Roma per dire no all'arrivo di Angelucci, imprenditore del settore sanitario e parlamentare della Lega. In piazza saranno presenti al presidio i rappresentanti della Federazione Nazionale della Stampa e della Stampa Romana. Da settimane l'assemblea di redazione dell'AGI domanda all'editore, che è l'ENI, Ente Nazionale Idrocarburi, di fare chiarezza sulla manifestazione di interesse pervenuta per il possibile acquisto dell'agenzia e chiede alle istituzioni, l'assemblea di redazione dell'AGI, come sia possibile che una società partecipata dallo Stato come l'ENI possa cedere un suo ramo d'azienda che percepisce fondi pubblici per le sue convenzioni con una trattativa privata in assenza di bando di gara a tutela della trasparenza dell'eventuale operazione. I redattori dell'AGI si battono inoltre a difesa dell'autonomia, dell'imparzialità, dell'informazione primaria. Nei giorni scorsi anche le istituzioni europee hanno affrontato la vicenda, ricordando la recente entrata in vigore del Freedom Media Act. Per tutte queste ragioni, il CDR, il comitato di redazione dell'AGI, proclama una nuova giornata di sciopero dalla mezzanotte del 3 aprile per tutta la giornata, come previsto dal mandato affidato dall'assemblea di redazione. Su Repubblica, Angelucci vede i conti, l'AGI di nuovo in sciopero, la mossa per dimostrare che vuol fare in fretta è attesa a giorni. Ambienti interni all'AGI danno per certo che il deputato leghista Antonio Angelucci chiuderà a breve la due diligence, cioè l'analisi dei conti, sullo stato di salute dell'agenzia di stampa, l'AGI, che vuole acquistare dall'ENI. Un passaggio decisivo, la due diligence, per dimostrare che sta facendo sul serio. Validate le carte, analizzando rischi e opportunità, sarà pronto Angelucci a negoziare le condizioni per allargare il suo impero mediatico, che oggi include Libero, Il Tempo, Il Giornale. Cosa farà l'ENI, la controparte? Ieri la società, partecipata dal Ministero dell'Economia, Giorgetti, ha ribadito che è attualmente in fase di valutazione una manifestazione di interesse avanzata da soggetto terzo, ma ha anche aggiunto che l'interlocuzione è preliminare, non esclusiva, e che l'ENI è pronta a valutare qualsiasi altra manifestazione di interesse da altri soggetti. L'obiettivo è procedere in modo trasparente dopo le critiche che le opposizioni hanno rivolto al ministro Giorgetti, una sorta di ultima chiamata che ha un appendice. Le porte sono aperte a tutti, ma se nessun altro busserà presto, allora si procederà con l'unica offerta sul tavolo. Se giudicata vantaggiosa, la strada per Angelucci sarà spianata. Oggi alle 13, appunto dalle 11 alle 13, i dipendenti, i giornalisti, i poligrafici dell'agenzia AGI saranno in piazza a Roma, giusto appunto, come abbiamo già visto. Ma anche La Stampa dedica tutta una paginata in primissimo piano a questa storia, l'AGI ad Angelucci, l'ENI nel mirino. L'azienda commenta così le indiscrezioni sulla vendita, l'imprenditore eletto con la Lega e convertito al melonismo. Non è una trattativa in esclusiva, fa sapere l'ENI. L'ipotesi dell'interessamento di Mondadori della famiglia Berlusconi, la richiesta del PD, intervenga la Commissione europea. Il deputato Eras delle Cliniche tratta anche con Rifeser per acquistare il gruppo QN, il quotidiano nazionale, cioè Giorno, Nazione e Resto del Carlino. Intanto veniamo sempre dall'AGI a sapere che alcuni prodotti di uso comune fanno molto male al cervello. Ecco perché, scrive l'agenzia AGI, ecco perché siamo tutti rincoglioniti.
Uno studio scientifico ha accertato che certe sostanze chimiche presenti in una vasta gamma di oggetti, come i prodotti per capelli o quelli elettronici, possono favorire lo sviluppo di malattie neurologiche come la sclerosi multipla o i disturbi dello spettro autistico. Queste sostanze chimiche, presenti in tantissimi oggetti di uso comune, dai mobili ai prodotti per capelli, sono un rischio per la salute umana e specialmente per lo sviluppo di malattie neurologiche. A lanciare l'allarme uno studio condotto da ricercatori della Case Western Reserve University School of Medicine, pubblicato su Nature Neuroscience. I risultati hanno fornito nuove informazioni sui pericoli di alcune sostanze comuni per la salute del cervello. I problemi, sostanze chimiche domestiche sostanzialmente, i problemi neurologici colpiscono milioni di persone, solo una parte dei casi può essere attribuita alla genetica, i fattori ambientali sconosciuti sono invece molto più importanti. Il nuovo studio ha rivelato che alcune sostanze chimiche domestiche colpiscono gli oligodendrociti del cervello, un tipo di cellula specializzata che genera l'isolamento protettivo intorno alle cellule nervose. La perdita di oligodendrociti è alla base della sclerosi multipla e di altre malattie neurologiche. Ora dimostriamo, ha detto il professor Paul Tesar, che è uno degli autori della ricerca, che specifiche sostanze chimiche nei prodotti di consumo possono danneggiare direttamente gli oligodendrociti, rappresentando un fattore di rischio precedentemente non riconosciuto. Partendo dal presupposto che non sono state condotte ricerche approfondite sull'impatto delle sostanze chimiche sulla salute del cervello, i ricercatori hanno analizzato oltre 1800 sostanze chimiche a cui l'uomo può essere esposto. Dopodiché la squadra di ricerca ha identificato le sostanze chimiche che danneggiano gli oligodendrociti, appartenenti a due classi: i ritardanti di fiamma, organofosfati, e i composti di ammonio quaternario. Poiché i composti di ammonio quaternario sono presenti in molti prodotti per la cura della persona e nei disinfettanti, che vengono utilizzati in particolare da quando è iniziata la pandemia Covid-19, gli esseri umani sono esposti a queste sostanze chimiche. Cioè, c'era un presidente del Consiglio che ci aveva insegnato come si lavano le mani, Giuseppe Conte, ebbene quel gesto lì può causare gravi squilibri neurologici. A furia di abusare di quelle sostanze chimiche che si lavano le mani, ci rincoglioniamo. Non solo i vaccini ti rincoglioniscono, ma anche le sostanze usate per lavarsi le mani ti hanno rincoglionito. Siamo conciati veramente male, non ci salviamo più. Tu pulisciti le mani che non prendi il Covid, ti pulisci le mani ma ti rincoglionisci. Pensa un po' che roba. Siamo messi malissimo. Molti prodotti poi elettronici e mobili contengono ritardanti di fiamma organofosfati che insomma acuiscono il rincoglionimento. I ricercatori hanno utilizzato sistemi cellulari e organoidi in laboratorio per dimostrare che i composti di ammonio quaternario sono all'origine della morte degli oligodendrociti, mentre i ritardanti di fiamma organofosfati impediscono la maturazione degli oligodendrociti. Insomma, dobbiamo lanciare una campagna per proteggere gli oligodendrociti. C'è questo da capire. I ricercatori hanno dimostrato come le stesse sostanze chimiche danneggino gli oligodendrociti nel cervello, in via di sviluppo dei topi. Insomma, siamo conciati. Per tradurre tutto in linguaggio comune, siamo conciati da sbattere via. L'Università per gli stranieri di Siena intanto si ferma per il Ramadan, il suo rettore è il televisivissimo professor Tommaso Montanari, anche loro si fermano per il Ramadan e perché a Gaza c'è un massacro per colpa degli ebrei. Salvini si racconta alle belve dell'amorosa di Mentana, la mia leadership, ho ancora tanto da dare, e Giorgia Meloni gioca a burraco con la mia fidanzata Francesca Verdini. Il segretario del Carroccio parla del suo ruolo alla guida del partito. È sempre l'ottima Agi, in attesa del nuovo padrone, a raccontarci il tutto. Io penso di avere ancora tanto da dare, ha detto Matteo Salvini all'amorosa di Mentana. Ho voglia, idee e tempo, poi persone in gamba ce ne sono, ma li lascio riposare e aspettare un attimo. Lo dice Salvini con uno squisito sense of humor a Belve su Rai 2 a proposito della sua leadership. Qualcuno si è fatto avanti? No, ha risposto secco Salvini. Il congresso della Lega si farà entro l'autunno. L'ultima roba che voglio è sembrare incollato alla poltrona, dice Salvini. Con Giorgia stiamo costruendo un'amicizia. Ogni tanto la sera gioca a burraco con la mia fidanzata. Sono due faine quelle due lì.
e odiano perdere, ha detto Matteo Salvini. Sul Corriere della Sera c'è tutto un articolone di Marco Cremonesi, il legologo principe del quotidiano milanese, sulla questione di Salvini, la biura sulla Russia, Giorgia Meloni una faina del burraco, la presa di distanza dalle posizioni del generale Vannacci sull'omosessualità e la nessuna intenzione di rinunciare alla leadership della Lega. Tutte queste belle cose Salvini le ha raccontate appunto all'amorosa del Mentana, anche se è di ieri una lettera aperta di una ventina di amministratori ed ex deputati leghisti che chiedono a Salvini una sterzata sulla linea politica. Oggi la Camera voterà la mozione di sfiducia delle opposizioni nei confronti di Salvini, motivata dai rapporti con Russia Unita e il partito di Putin. Lui si dice serenissimo, il centrodestra non raccoglierà provocazioni. È arrivata ieri una nota della Lega che recita: la guerra ha totalmente cambiato i giudizi e i rapporti politici con la Russia, che prima dell'invasione era un importante interlocutore di tutti i governi italiani. Il comunicato della Lega elenca gli accordi col governo Letta, con Putin, le intese e la missione di Matteo Renzi da Putin, le intese firmate da Paolo Gentiloni e Carlo Calenda con Putin e oggi i propositi di collaborazione politica del 2017, dice la Lega, non hanno più valore dopo l'invasione dell'Ucraina. Di più, anche negli anni precedenti non c'erano state iniziative comuni. Ma il direttore di Italia Oggi Magnaschi dice: allora presentati in pubblico con il contratto, l'accordo con Russia Unita di Putin, e straccialo, facci vedere che l'hai stracciato. Stracciate quell'accordo lì, leghisti. Dopodiché il segretario leghista interviene a Belve, appunto la trasmissione di Francesca Fagnani, e lì dice di non considerare affatto chiusa la sua stagione alla guida della Lega. Penso di avere ancora tanto da dare, ho voglia, idee e tempo, ha detto Salvini. Poi persone in gamba ce ne sono, ma le lascio aspettare un attimo. Il congresso entro l'autunno. L'ultima roba che voglio è sembrare incollato alla poltrona. Qualcuno si è fatto avanti? No. Del generale Vannacci sugli omosessuali, che sono persone non normali, Salvini non è d'accordo. Condivido le sue battaglie sulla libertà di pensiero, ha detto Salvini di Vannacci, ma per me uno può essere omosessuale, eterosessuale, transessuale, polisessuale. L'ultima delle mie intenzioni è entrare nella vita privata delle persone. Candidatura di Vannacci, chiedo scusa, non Iannacci, povero Iannacci Enzo. Ci stiamo ragionando, ha detto Salvini su Vannacci. La lettera degli oppositori interni, una ventina di personalità, Paolo Grimoldi, Cristian Invernizzi, Daniele Belotti, critica la possibile candidatura di personaggi nazionalisti estranei alla Lega, come il Vannacci, ma il mea culpa di Salvini arriva a riguardo a Umberto Bossi. Non lo sento da troppo tempo, di questo mi dispiaccio. È una delle mie colpe, ha detto Salvini. Quanto a Giorgia Meloni, stiamo costruendo un'amicizia. Ogni tanto la sera lei gioca a burraco con la mia fidanzata Francesca Verdini. Sono due faine, odiano perdere, ha detto Salvini. Intanto in Sicilia si apprende della candidatura alle europee dell'eurodeputato ex Fratelli d'Italia Raffaele Stancanelli, già sindaco di Catania. Per Salvini una buona notizia dopo la rottura col Movimento per le Autonomie di Raffaele Lombardo. E il super salviniano Alessandro Panza si ricandiderà alle europee. Sono in corsa per cambiare questa Europa, dice Panza. Con ciò lasciamo il Corriere della Sera. Vi segnalo anche su Repubblica l'articolo su Salvini che punta al 7%, Vannacci ci penso, sui gay ho idee diverse, insomma quello che ha raccontato Salvini alla già citata amorosa del già citato Mentana. La lettera di 21 militanti che si dichiarano distanti dai fasci, e Salvini che ammette in TV di avere trascurato il rapporto con Umberto Bossi. Oggi la mozione di sfiducia al capo della Lega che non intende lasciare. Andiamo rapidi perché dobbiamo concludere la rassegna stampa. Tra 6 minuti esatti sarà con voi per l'editoriale mattutino Liberamente il direttore Giovanni Sallusti. Dopodiché abbiamo una puntata degli scorretti con Carlo Cambi, quest'oggi in diretta. Comunque a Palermo denunciò stupro di gruppo, ragazza sequestrata e minacciata con un macete. La giovane, ora trasferita in comunità protetta, ha incontrato uno dei ragazzi che aveva denunciato insieme alla madre. I due l'hanno costretta a seguirli a casa per obbligarla a ritrattare. Il fidanzato che era con lei ha denunciato il fatto ai carabinieri. A proposito di Sicilia, Ponte di Messina, al via la procedura per l'esproprio
dei terreni. Quest'oggi verrà pubblicato l'avviso, sportelli informativi per gli interessati nella città dello Stretto e a Villa San Giovanni. Inizia l'iter per l'esproprio dei terreni che precede l'inizio dei lavori di realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. Viene pubblicato oggi 3 aprile sui quotidiani nazionali e territoriali di Sicilia e Calabria l'avviso di avvio del procedimento per apporre il vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità. Su Italia Oggi vi segnalo invece un bel articolo di Guglielmo Garagnani, siamo a pagina 10, a proposito della necessità di difendere gli agricoltori italiani dall'importazione di grano da Russia e Turchia con dazi adeguati, perché il grano, argomenta Garagnani, è un prodotto geostrategico. Faccio ancora in tempo a segnalarvi un bellissimo articolo di Luca Beltrami Gadola, 19 marzo 2024, forse l'ho già citato, ma non fa male citarlo ancora, su arcipelagomilano.org. Su Milano, il capitalismo relazionale e la fine della democrazia. Un pezzo veramente da leggere, tra l'altro si legge molto molto agevolmente, quello di Luca Beltrami Gadola, giornalista, costruttore, grande firma in passato di Repubblica e animatore da anni ormai di questo sito dove si critica e si approfondisce in maniera molto argomentata e razionale il quadro di Milano. Milano presa come città punto di riferimento di tanti movimenti della politica, della finanza, dell'economia. Sulla Nuova Bussola quotidiana, invece, l'articolo di Nico Spuntoni sulla vendetta di Papa Francesco contro il cardinale Genswein, braccio destro di Benedetto XVI, una vendetta piena di imprecisioni, scrive Spuntoni. Nel suo libro Bergoglio torna sui rapporti con Papa Benedetto XVI contro il segretario di Ratzinger che aveva smentito la leggenda della sintonia tra i due papi. Dice la sua anche sul conclave del 2005, ma i conti non tornano. Su Avvenire, invece, c'è un'interessante conversazione di Luca Geronico con il cardinale Sacco, Luis Sacco, che a luglio ha lasciato la sua sede a Baghdad. È stata la prima Pasqua del cardinale Sacco lontano da Baghdad. Ora in Iraq comanda l'anarchia, dice il cardinale. Le milizie sono ormai integrate nel governo. È una brutta novità. La politica non ha tratto profitto dalla visita del Papa, ma dal 2021 non c'è più ostilità da parte dei musulmani verso i cristiani. Non c'è un vero appoggio alle chiese orientali. Tra 10 anni forse non ci saranno neanche più cristiani in Terra Santa, dice il patriarca Sacco. Da luglio si è rifugiato a Erbil. Non c'è una visione chiara per costruire un paese su legalità e cittadinanza. Prevalgono settarismo e divisione. Bella roba l'intervento in Iraq e i suoi effetti. Ruben Razzante, invece, sulla Nuova Bussola quotidiana si occupa di elezioni europee. Un posto al sole in Unione Europea, candidati europeisti soltanto a parole. I partiti solo a parole mostrano interesse per le sorti dell'Unione Europea, mentre nei fatti si comportano come se il voto del prossimo giugno fosse una semplice tappa di riassestamento degli equilibri politici italiani, scrive Razzante. Facciamo ancora in tempo su Tempi a segnalarvi un bell'articolo di Piero Vietti, non date gli smartphone ai vostri figli. In un libro, l'allarme del sociologo americano Jonathan Haidt. Oggi bambini e adolescenti sono più soli, più depressi e ansiosi per colpa dei device e dei social network. Il danno è fatto, ma si può riparare, su tempi.it. Invece, sul quotidiano cattolico Avvenire, la bella intervista di Davide Parozzi e Rachele Callegari allo storico cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano, Don Gino Rigoldi. 50 anni di Beccaria, soltanto il bene cambia la vita dei ragazzi, dice l'anziano prete. I reati dei giovani di oggi sono di sopravvivenza, per aiutarli bisogna entrare in relazione con loro, le parole non bastano più. E infine, a proposito di carcere, Maurizio Tortorella su tempi.it racconta dell'umanità sorprendente che ha visto nel carcere di San Vittore. Qualche appunto scritto dal giornalista, che è anche firma della Verità e di Panorama, appunti da una visita a Pasquetta nel carcere di San Vittore a Milano, afflitto dal sovraffollamento e dal dramma della gestione dei detenuti difficili, ma anche un luogo con barlumi di inattesa positività. Molto bello, molto interessante il pezzo di Maurizio Tortorella su tempi.it. Con questo chiudiamo la rassegna stampa, tra poco con voi il direttore Giovanni Sallusti, liberamente.
Avete ascoltato la rassegna stampa. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.